Marchione Carmine, nato a Casal di Principe il 20 luglio 43. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo per la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, ha già dato le sue generalità, risponda alle domande delle parti, prego, pubblico ministero. Buongiorno signor Schiavone, senta, abbiamo già acquisito alcune sue dichiarazioni rese in altro processo, le farò alcune domande preliminari. Innanzitutto volevo sapere quando è che è iniziata la sua collaborazione, in che anno ha iniziato a collaborare esattamente? I primi approcci fine 92, il primo verbale l'ho firmato inizio 93, aprile-maggio. Era detenuto o libero quando iniziò la sua collaborazione? Quando ho iniziato la collaborazione no, stava detenuto per definitivo di 416 bis. Sì. Da molto tempo era detenuto quando iniziò a collaborare? No, era un anno, aveva fatto 6 mesi di detenzione domiciliari, poi era uscito latitante, poi fui arrestato a luglio del 92 a Magli in provincia di Lecce. Quindi l'ultima, diciamo, A il suo settembre arresto... andai al 41, a dicembre ebbi i primi approcci, inviti della magistratura. Quindi... Poi mi convinci perché non ero ancora convinto di poterlo fare in verità. Poi mi convinci. Quindi fino a luglio del 92 era libero, fu libero sostanzialmente, tranne pregresse carcerazioni provvisorie. È così, Schiavone? Schiavone? Novembre al 91, 21 novembre 91, a luglio 92 ero latitante. Sì, quindi fu arrestato nel luglio 92 comunque. Io il 6 luglio, non ricordo la data precisa, ma in quel periodo. Nel luglio 92. E mi scusi, prima del luglio 92, quindi l'ultimissimo periodo, era stato un periodo latitante e poi prima un periodo di arresti domiciliari, mi ha detto? Allora, io sono stato arrestato la prima volta sullo stabilimento mio Baschi Calcestruzzo per trovarono delle armi 6 luglio 91. Fine luglio 91 sono uscito da detenzione domiciliare per potermi recare al lavoro, poi il 21 novembre 91 mi arrivò il definitivo del 416 bis Bardelline più 452 e mi diedi latitante. Poi fui arrestato a Maglie, mi sembra il 3 luglio del 92. Ho capito, perfetto. Senta, le vorrei chiedere, lei lo ha già riferito in altri processi, ma che ruolo ha ricoperto all'interno dell'associazione Clan dei Casalesi? Io ero capo amministrativo di Cosa Nostra Campana, diciamo, nel reparto del Clan dei Casalesi. Senta, le volevo chiedere innanzitutto, vi era una politica da parte del clan, unitaria del clan nel sostenere candidati a singole elezioni comunali, regionali o politiche, quindi vi era una programmazione anche di questo senso all'interno del clan, quindi di sostenere soggetti? Sì, abbiamo appoggiato già dagli anni 70, sia a livello politico, sia a livello regionale, sia a livello statale, sia a livello provinciale, sia a livello comunale. Perché noi come casalesi eravamo più della democrazia cristiana negli anni 70 fino agli anni 90, che io posso parlare, sino al 91 preciso, 91 anche 92. Però appoggiavamo lo stesso altri partiti, quale Socialdemocrazia, quale Partito Liberale, infatti fu appoggiato Martucci, che poi divenne sottosegretario al Ministero della Giustizia, ed altri. E qual era, scusi, la ragione per la quale vi era questa politica da parte del clan dei Casalesi nel sostenere candidati alle singole elezioni amministrative o politiche o regionali? È perché noi ce ne dovevamo servire per tutti gli impegni che noi avevamo davanti, quale per dire grosse opere pubbliche, traffici internazionali e tutte le altre cose. Quindi i politici a noi ci servivano, in più cercammo di crearli, perché a un certo punto cercammo di farli all'interno del nostro clan.
gente dalla faccia pulita ed altro. Ho capito. Senta, con che criteri venivano scelte le persone perché fungessero o fossero sostenute nelle singole campagne elettorali? Quali erano i criteri di massima che fossero affidabili e di famiglie affidabili? L'affidabilità e la famiglia affidabile che intendevate dal punto di vista in che modo si esprimeva questa scelta in relazione all'affidabilità e alla famiglia? Esprimeva che avrebbero avuto omertà per sempre, in più essendo paesani o anche non paesani, però che si poteva affidare al 100% diciamo sulla loro fedeltà al clan, li avremmo appoggiati. Vi erano degli accordi in via generale preelettorale con quelle persone di cui sostenevate la candidatura? Accordi preelettorali? Solo che a differenza, per dire, noi i siciliani che li ammazzavano, per dire, noi avevamo un'altra filosofia e non li avremmo più votati se non ci avrebbero appoggiato. Ho capito. Questi accordi preelettorali di massima che si tenevano con i candidati erano espliciti, espressi, come si concretizzavano? In via di massima, sempre in via generale come politica del clan? Attualmente, per dire, loro stavano già dentro i partiti, oppure ce li mettevamo noi, per dire, quindi o venivano loro a chiedere questo voto oppure noi già eravamo coscienti e sapevamo, però ci stavano sempre dei discorsi, dei compromessi in effetti per poterli appoggiare a livello elettorale. Senta, voi avete controllato nel tempo, parlo fino alla sua esperienza interna al clan di Casalesi, avete controllato nel tempo tutte, la maggior parte, alcune contese elettorali, alcune elezioni? Tutte. Senta, in via generale come si attuava il convincimento degli elettori circa i vostri candidati? Per dire, i primi tempi anche gente che veniva minacciata o che gli si bruciava, per dire, a falegnameria, qualcuno che teneva in falegnameria di far votare la Democrazia Cristiana, Socialdemocrazia oppure Partito Liberale ed altro. Poi poiché noi istituimmo a Casale, diciamo che non si poteva vendere droga all'epoca, non si dovevano commettere rapine, non si dovevano fare estorsione, in più far circolare diciamo tutte le imprese piccole e grandi secondo la loro importanza ai lavori pubblici, perché ero io che avevo stabilito queste cose nei summit interni, diceva che il popolo a noi ci doveva amare per amore, non per terrore. Quindi avevamo creato questo meccanismo a livello, diciamo, dei paesi più stretti, tipo Casale, San Cipriano, Casapesenna, Villa Literno, Frignano Piccolo, Aversa, insomma, tutte le nostre zone. C'era questo assiduo controllo di cui la gente, anche basta che uno glielo diceva, si deve votare Democrazia Cristiana o Partito Socialista, o secondo, perché per dire San Cipriano all'epoca in mano ai Bardellino aveva la maggioranza socialisti democristiani, Casale aveva la maggioranza democristiani, socialisti o socialdemocrazia, Villa Literna erano prima socialisti e democristiani, poi io che presi le redini in mano anche di Villa Literna feci Democrazia Cristiana dopo l'88 e un comunista che lo fece diventare democristiano che si chiamava Enrico Fabozzi, che poi sempre che andò alla regione poi. Senta, materialmente c'erano tutti... Sì, prego, prosegua. C'erano tutti questi discorsi che noi impartivamo a livello politico, poi c'erano i politici nazionali,
Martucci, Patriarca, Bosco, Cava, tutti quanti, Cirino Pomicino, tutti quanti questi che in alcuni casi veniva appoggiato chi da uno, chi dall'altro, però sempre nell'ambito del partito. Senta, dal punto di vista materiale, se può dirlo in via generale, in che modo materialmente poi convincevate gli elettori circa la scelta di un partito o di un candidato? Come accadeva? E già ha detto che inizialmente a parte sono state anche... dal punto di vista materiale, che cosa accadeva? Un passaparola, un sostegno con volantini? Come veniva? Era incaricato qualcuno di farlo, qualche affiliato? Mi spieghi se vi era una modalità programmatica. Se un nostro affiliato, per dire, portava uno del Partito Socialista, non è che noi stavamo contro, tanto era la stessa cosa, quindi facevi i voti con quel determinato partito, tanto era tutto unificato alla fine, l'amministrazione. Non è che si vietava, per dire, che uno poteva votare Partito Democrazia Cristiana, Socialdemocratico, Partito Socialista, perché quelli erano i maggiori partiti che stavano all'epoca a Casale. La maggioranza assoluta teneva Democrazia Cristiana che noi portammo, però non è che ostruivamo, per dire, Bitognetti portava all'epoca nel 78 la Socialdemocrazia, poi nell'82 andò in carcere e noi l'appoggiamo lo stesso la Socialdemocrazia, non con i voti che poteva prendere la Democrazia Cristiana, però un candidato ce lo facevamo andare, come ai socialisti lo stesso. Per dire, c'era un solo paese che poi divenne l'avvocato mio, che era Fignano Piccola, che erano comunisti, però venne da me, si chiamava Giuseppe, e poi mi viene a mente, disse che era comunista, però disse: che cosa cambia che sono comunista, l'essenziale è che porta l'elenco dei lavori da voi, quindi no, non cambiava il resto di niente. Anche l'appoggio che è stato dato, pure io ho dato l'appoggio alla socialdemocrazia, per dire, dopo il 90, quando si ruppero gli equilibri con la democrazia cristiana. Senta, come faceva? Poi venne Bosco a casa di Mario Corvino e venne a fare la pace, dice: anche se voi avete fatto la campana, ora ritornate democristiani, questo è dopo le elezioni del 91. Perché noi i voti li convogliamo poi alla socialdemocrazia. Senta, volevo rifare la domanda di prima, non so se l'ha intesa, volevo comprendere bene come veniva rappresentato all'elettore, al singolo elettore, che la persona da votare era quella o il partito era quello, in che modo lo si faceva? In che modo riuscivate a comunicare con gli elettori? Al 90 fu fatto a noi una lista detta la campana nella provincia, di cui fu invalidata. A quel punto noi cercammo di non votare Democrazia Cristiana attraverso me. Da me si presentò l'avvocato Cosentino e dice: perché non mi appoggi a me, noi siamo pure mezzo parenti, tanto io finora a me mi servono i voti sia a Casale sia a Villa Luterno, poiché c'era un lavoro che lui, attraverso le amministrazioni, Peppo Buco, che era amico mio, che era presidente della provincia, faceva l'assessore, avevamo fatto dare un lavoro edile all'impresa di Sebastiano Corvino, l'edificio scolastico di ragioneria. Dice: va bene, ti appoggio e ti faccio appoggiare anche da Don Peppe Diana, un parroco della Chiesa di San Nicola, purché noi facciamo anche la cappella là a Don Peppe e poi ti faccio votare io anche da Don Peppe. Infatti io l'ho fatto votare sia anche da mio zio Nicola, mio cugino Valterini, che all'epoca mio cugino Francesco stava in carcere, quindi stavo solo io sulla zona che dominava, e l'ho fatto votare a Villa Luterno perché stava candidato anche un altro nostro Riccardi, mi sembra il dottore Riccardi, che era la Democrazia Cristiana, e gli feci prendere anche, gli feci girare 200-300 voti, mi sembra, a Villa Luterno, che era un piccolo comune, ma la maggioranza gli facemmo fare a Casale, che fu eletto.
e quel lavoro che poi aveva fatto Sebastiano Corvino, una parte di cemento che poi veniva attraverso CEDIC controllata con i muratori che un certo Tonino Bimbo fece costruire la cappella alla chiesa San Nicola, dove era parroco Don Peppe Diana, perché poi Don Peppe Diana era mio parente, di cui una sorella aveva sposato un mio nipote e un fratello aveva sposato una mia nipote, e fece appoggiare Cosentino in quelle circostanze. E Cosentino veniva spesso da me, sia sulla calcestruzza, stavo pure a ragioniera mia e di sopra, l'ho fatto fare anche qualche incontro con qualche medico a Villa Luterna, qualcuno che stava sugli ospedali, era di Villa Luterna, per farlo votare, e lo fece votare. Senta, mi scusi, quando parla l'avvocato Cosentino a chi si riferisce? Però lui già aveva avuto i voti nel 78 e nell'82 dal gruppo Bitagnetti. Allora, quando si riferisce all'avvocato Cosentino ricorda il nome di battesimo? Nicola Cosentino. Mi scusi, Mario. aveva già avuto i voti di Bitagnetti in che anno, scusi? Dal 78, poi all'82 Bitagnetti stava in carcere e non gli furono tolti i voti e fu fatto anche assessore, anche se c'era un'amministrazione maggioranza assoluta di Democrazia Cristiana, e fu accodato assieme a mia cugina Nicola Schiavone, che faceva l'assessore dei lavori pubblici, e al marito di mia cugina Sori Sandocan Peppe Natale, e io misi come sindaco, io fui, perché volevano mettere gruppi Mariovine e De Falco, volevano mettere Giovanni Corvina come sindaco, invece io mi ribellai e fece mettere a Francesco Schiavone l'avvocato, l'ex direttore generale del consorzio di bonifica, era mio cugino. E all'Aspia fece mettere a Petrillo. Mi scusi, a quale elezione si riferisce? Questa del 78, del periodo 78-82? Nell'82. Ma nell'82, a quali elezioni, per quale candidatura? Ho fatto elezioni comunali nell'82. Alle comunali di quale comune? Casal di Principe. Ho capito. E vorrei comprendere bene, se può spiegarlo bene, in che termini era stato sostenuto da Bitagnetti Nicola Cosentino? Ora, deve sapere che in epoca degli anni 70 il padre di Nicola Cosentino fu sparato alle gambe da un certo Mario Zara, di cui il padre Mario chiese protezione a Bitagnetti. Bitagnetti gliela diede e appoggiò, mi sembra, nel 78 il figlio che fece candidare, che era segretario, mi sembra, del Partito Socialista Democratico, solo nascente, una cosa che... L'82 lo stesso, solo che Bitagnetti andò in carcere nel mese di marzo, aprile. Andò in carcere, mi sembra, fu arrestato per associazione assieme a mia cugina Cicciariel ed altri, il giorno in cui ci fu l'omicidio Simeone, il giorno dopo, una cosa simile, l'omicidio di Simeone del figlio. Però quei voti che aveva fatto il Bitagnetti non gli furono tolti, infatti fu eletto, anche se con non troppo voti, 250, 200, una cosa simile. Però poi fu accodato come assessore alle amministrazioni Cicci Schiavone, mio cugino, che fece il sindaco, mentre mio cugino Nicola Schiavone fece assessore ai lavori pubblici, che fu il più votato. Peppe Natale fece un altro assessorato, Gaetano Corvina, che era il marito di mia cugina Iolanda, mia cugina, non la cugina di Sandocan, perché la moglie di Gaetano Corvina è mia cugina di primo grado, figlia del fratello di mio padre. Gli si diede altre cose perché si girò con me, Mario Corvino pure, che stavano con me, i gruppi che stavano più vicino a me. E Cosentino gli fu permesso lo stesso di fare l'assessore perché era appoggiato dal gruppo Bitagnetti. Poi l'83. Mi scusi, aspetti un attimo, che il gruppo Schiavone, un attimino, che il gruppo Bitagnetti avesse appoggiato Nicola Cosentino, lei da chi l'ha saputo, come lo ha saputo? Lo so, Bitagnetti stava con noi, faceva parte integrante del clan dei Casalesi, all'epoca clan Bardellino.
E quindi non è che gli toglievamo i voti, tanto era la stessa cosa, democrazia cristiana, socialdemocrazia o socialisti, a noi era tutto, perché se vede l'amministrazione dell'epoca appoggiavano tutti. Scusi, lei ha fatto riferimento a Benedetti Francesco, glielo disse chi in particolare che era stato scelto Nicola Cosentino per questo sostegno alle comunali? Bitagnetti, tutti quanti, mio cugino, tutti quanti, e lui pure, discutavamo sul comune all'epoca che stava a ricostruzione del terremoto, il comune di Casale si era spostata alle scuole sulla strada di Santa Maria Preziosa, sulle scuole elementari medie, mi sembra, che erano state costruite sulla terra della chiesa di Santa Maria Preziosa. Senta, lei quindi ha avuto modo di conoscere direttamente, quindi personalmente Cosentino Nicola, a partire da quando? Sì, lui, il fratello Giovanni, ho conosciuto tutta, mi conoscevo il padre, la madre, ho conosciuto tutti quanti. A partire da quando? Ma lui veniva anche da me. Lui veniva da me, mi viene a chiedere poi aiuto a me quando è stato candidato per consiglio provinciale, che lui già nel 86 era assessore, di cui si prodigò per far prendere attraverso noi poi un lavoro a Sebastiano Corvini, detto Sebastiani Mustacci, dicendo Casalese, per l'edificio scolastico della ragioneria dei vecchi terreni del Principe Colonna, che poi i terreni erano stati venduti a Mario Corvini e a Gaetano Corvini, che noi facemmo pagare poi a provincia, diciamo, al comune per fare l'edificio di ragioneria. È lui che aveva favorito una somma che era più eccedente, io la feci girare per farlo votare a lui alla chiesa di San Nicola, di cui fu fatta la parrocchia. Io ci misi il cemento come anche all'edificio, tutto il cemento era a Baschi Calcestruzzo, sta pure fatturato attraverso Cetic, e gli operai Sabattini Corvino dicimmo Totone Bimba era un capo cantiere, Bimba Antoni, che era del partito poi socialista che appoggiava a noi ancora, feci costruire anche la cappella della chiesa di San Nicola, dove poi è stato ammazzato Don Beppe Diana. Senta. Don Beppe Diana era mio parente. Sì, questo l'ho compreso. Volevo chiederle, sta parlando di quali elezioni provinciali, quelle per cui Cosentino Nicola le chiese direttamente l'appoggio? 91. Come? 91 mi sembra, un po' prima che mi arrestassero. E io li feci votare a Villa Literno, che lui non stava candidato in locale, e quindi gli feci un po' di voto attraverso la famiglia di mia moglie che è di Villa Literno, la ragioniera mia, Carmena Di Frai, un medico, e tanta gente, la famiglia di Zorro, di Ucciero Pasquale, cosa. Scusi, chi è Zorro? Ucciero. Zorro. Ucciero chi? Ucciero detto Zorro. Ucciero Adolfo, un cognato all'epoca erano vivi, no, era morto, la famiglia di Zorro. La famiglia di Zorro e la era famiglia Ucciero. Mi scusi, aspetti un attimo. Come? La famiglia di Zorro, il soprannome Zorro, a quale famiglia si riferisce? Tavoletta, Pasquale Tavoletta, detto Zorro. Tavoletta Pasquale detto Zorro. La famiglia Ucciero Mario, detto Pagliuetel, che era collegata con e tanta altra gente, gli feci 250-300 voti là. Quindi si rivolse che lui là mi scusi, massimo ne poteva prendere 10-20. Quindi come a Casale, per dire, minimo gli spostai 300-400 voti. Senta, quindi nelle zone cui richiedeva il voto lei parlò direttamente con chi e che ruolo aveva, ad esempio, per quanto riguarda Villa Literno? Io ero il capo di Villa Literno, comandavo io un comune con tutti i consiglieri, io feci l'amministrazione comunale, io feci girare a Fabozzi che era comunista, poiché erano primi socialisti. Bartellini era stato eliminato nell'88 a maggio a Brugnos in Brasile, quindi poiché lì c'era l'amministrazione socialista noi la passammo a Democrazia Cristiana e prendemmo su 20 consiglieri 10, ce ne mancava uno per non mettere i socialisti dentro per paura che potevano essere ancora fedeli a Ernesto Bardellino,
perché era in quel periodo che era stato eliminato Bardellino nell'88, a giugno sono fatte le elezioni, Bardellino è stato eliminato il 20 o 21 maggio dell'88 a Burgnos, che fu ammazzato da Mariovine, e io appoggiai il dottor Riccardi. Sì, torniamo un attimo sulle elezioni. Adesso lei ha detto che erano le elezioni provinciali del 91, ricorda se era il 90 o il 91, lei fu più preciso in un altro interrogatorio sulla data, e in particolare si tratta di del 29 ottobre 96, lei ha dichiarato: alla base della fornitura gratuita a Don Giuseppe Diana vi era il sostegno che il medesimo Diana aveva dato su mia richiesta a Cosentino Nicola per le elezioni provinciali nel 90, ha dichiarato... Nel 90-91, al 90 furono invalidate. Al 90 furono invalidate le elezioni, 90, non ricordo, 90-91, in quell'epoca era. Una cosa è certa, che mio cugino non c'era, stava in carcere, non so se in Francia o stava in Italia, ma mi sembra che stava detenuto. Suo cugino chi? Di sicuro non c'era. Suo cugino chi? Sandokan. Sì, Sandokan. Schiavone Francesco detto Sandokan. Sì. Ho capito. Perché io poi feci votare persino a mio zio Nicola, al padre, a tutti quanti a Cosentino, tutta la famiglia mia, perché io avevo due famiglie schiavone, padre e madre, e feci votare di qua e di là, perché fu invalidata la campana, la lista della campana, che noi facemmo la scissione della Democrazia Cristiana. Può spiegare bene questa vicenda della campana? Allora, il comune di Casala fu messo sotto inchiesta dalla magistratura di Santa Maria per appalto, tutte queste cose come comune. Fu messo sotto inchiesta Nicola Schiavone, mio cugino Francesco Schiavone, l'avvocato però, non Sandokan, e amministrazione comunale, e cercarono di farla saltare per rifare di nuovo le elezioni, però nello stesso tempo stavano anche le provinciali. E noi, con Mario Corpini, con tutti gli assessori, i consiglieri comunali della vecchia DC, la DC che stavamo lì, facemmo una lista indipendente che si chiamava La Campana, e candidatammo il figlio di Francesco Schiavone, Marcello, un figlio, non mi ricordo se Marcello, l'altro piccolino che faceva medicina, come consigliere provinciale, che fu eletto, solo che poi fu invalidata la lista. Schiavone Fabio sta parlando? Proprio le elezioni. Mi scusi, era Schiavone Fabio? Fabio, sì. L'ho verbalizzato, se non sbaglio, deve essere sì, l'ha verbalizzato. Fu invalidata e si ritornò di nuovo alle elezioni provinciali. A quel punto Nicola venne da me e facemmo parecchie volte, ci siamo incontrati sia a casa sua sia sopra Baschi Calcestruzzo perché gli desse questa mano, e io insomma gli chiesi che dovevano iniziare i lavori là di Sebastiano Corvino, che all'epoca noi l'avevamo raccomandato, e quindi che di là uscissero pure un cemento, se doveva cacciare qualcosa di extra, non lo so, per fare la cappella che me l'aveva chiesto a me Don Peppe Diana, perché lui fece il parroco, perché il parroco prima là era un altro mio cugino che si chiamava Don Raffaello Schiavone, la cappella non c'era, la cappella, la sacrestia, dove i spogliatoi, quella roba lì non c'erano nuove, e li facemmo fare dai soldi l'impresa di Sebastiano Corvino dalla provincia. Senta, quando parla degli incontri con Nicola, si riferisce a Nicola chi? Nicola Cosentino. Nicola Cosentino, fu Mario. Senta, quindi ci sono stati più incontri in vista di questa sua candidatura alle elezioni provinciali? Abbiamo fatto 5-6, ma poi ci incontravamo, ci salutavamo, non è che eravamo dello stesso paese, avevamo... Lo conosceva bene? Addirittura lui disse vicino a me in un certo momento, dice, anche nella famiglia mia ci sta una Schiavone, pure io sono uno Schiavone, insomma in affetto a livello di donne, non ricordo se era la madre o la zia che era una Schiavone.
Quindi, certo, ma nessuno ti viene... ti metti in dubbio che non ti dobbiamo votare, anzi tu sei venuto mo e ti faccio votare. Prima io vado a Bidognetta e ti votavo a Bidognetta. Mi scusi, perché vorrei comprendere bene perché lei ha scelto di sostenere e quindi poi di rappresentare alle altre persone di votare Cosentino Nicola in un'occasione in cui le fece questa richiesta a Nicola Cosentino? Quale fu la sua ragione per cui si determinò in tal senso? C'era paesana, poi c'era Nicola Cosentino era affidabile già per dire nel comune di Casale, seguiva le nostre disposizioni in consiglio comunale, non è che era uno che si ribellava, quindi faceva parte in effetti del gruppo casalese a favorire. Quindi l'ha deciso lei? Si è consultato con qualcuno nell'accettare di sostenere Nicola Cosentino alle elezioni provinciali? Io dicevo vabbè, ti appoggio a queste condizioni per fare capire che ti faccio appoggiare anche da lei, e poi io passai parola a mio cugino Valterino, a mio zio Nicola e ai familiari miei, quelli più vicini, anche quelli più lontani, a Don Peppa, di farlo votare, e li abbiamo fatto votare e fu eletto. Senta, mi spiega bene, lo ha detto molto velocemente e sinteticamente, può essere un po' più chiaro? Magari se non sbaglio era candidato anche alla regione, se non mi sbaglio all'epoca, era candidato alla provincia e alla regione. La regione non fu eletta perché noi non ci impegniamo a livello fuori Casale e Villa Veterno, ma la provincia ci impegniamo parecchi di noi. Senta, poi ci votò pure a Gaetano Corvino, a Mario Corvino, a famiglie avvocati Schiavoni, mio cugino Francesco, con Fabio candidato, con Marcello, con tutti quanti. Le persone che ha citato facevano parte del clan, vicini al clan, mi può spiegare? No, erano parenti, qualcuno faceva parte del clan, mio cugino Valterino faceva parte del clan, il padre, un gruppo di falchi, i bianchi, detto pesciava ora, ed altri ancora, l'abbiamo fatto votare. Senta, può spiegare con maggior dettaglio e precisione qual era l'accordo che lei ha preso con Nicola Cosentino quando ha deciso di sostenerne il voto? Non c'era bisogno di accordo, perché noi sapevamo con precisione che qualunque foro l'avremmo chiesto l'avremmo ottenuto nelle sue possibilità. Sì, questo lo sapete con precisione, ne avete parlato? Non è che c'era bisogno di discutere, perché c'era di lunga data affidabile. Sì, ho capito. Allora, per la precisione, lei mi ha parlato di questo appalto per dei lavori che dovevano essere affidati. Può spiegare bene il passaggio in relazione a questo appalto? Lui già, mi sembra 85-86, fu eletto alla provincia, era, se non ricordo male, faceva parte dell'assessorato, era provincia di Caserta, con il professor Peppe Buco, di cui io Peppe Buco lo conoscevo molto bene, eravamo amici perché negli anni 70, mi sembra 76, io avevo appoggiato un senatore che stava candidato in quella circoscrizione e quindi l'ho conosciuto in certe riunioni, che era Pierpaolo Bonifacio, che poi fece un ministro della giustizia assieme a Francesco Patriarca, e quindi Peppo Buco già lo conoscevo bene. Nicola fu messo a fare l'assessore e quindi fece prendere un lavoro Sebastiano Corvino, che era un nostro amico, ex segretario della Democrazia Cristiana, quindi ci appoggiava a noi come casalesi, anche se abitava a Caserta, perché se n'era andato da Casale da poco tempo e abitava a Caserta. Che lavoro fece prendere Nicola Cosentino a Corvino Sebastiano? Sebastiano furono fatte tutte lettere, diciamo, di tutte imprese compiacenti, quindi l'ho preso già prestabilito il lavoro.
già si sapevano i numeri delle quote per prendere i lavori, come abitualmente erano tutti i lavori che venivano fatti, sia a livelli di bonifica, sia a livelli di provincia, sia a livelli comunali, sia a livelli... mentre per dire le grosse opere pubbliche venivano trattate dai consorzi, poi venivano a trattare con me e con mio cugino, e certe volte Mario veniva pure, per i subappalti, più le tangenti che loro venivano, cioè noi a Roma ci siamo già messi d'accordo al 2,50, vennero negli anni 82, 86, 83, prima che ci arrestassero ci siamo messi d'accordo con i politici Roma al 2,50% che prendono loro, e poi disse no, a noi ci date il 5% più tutti i subappalti, quindi già era un patto continuo. Sì, mi scusi Schiavone, sì, le avevo chiesto di quale appalto era stato aggiudicato a Corvino Sebastiano grazie a Cosentino Nicola. L'edificio scolastico di ragioneria a Via Vaticale a Casal di Principe, sui terreni ex Principe Colonna. Okay. Quindi un appalto, costruzione di questo edificio scolastico? Li aveva venduti a Mario Corvino ed altri. Quindi vi eravate messi d'accordo per pilotare la gara? Ma tutte le gare erano pilotate, signor giudice. Sì, l'ho capito. All'epoca non ce n'era una che non era pilotata. Anche questa fu pilotata. Tutti i 113 comuni della provincia di Caserta facevano capo a Casal di Principe, facevano provincia di Casale, anche a Caserta faceva provincia di Casale all'epoca. Senta, si ricorda dei dettagli su come si riuscì a far aggiudicare questa gara alla impresa di Corvino Sebastiano? Noi, come tutte le altre gare, allora rispondevano 15-20 imprese già d'accordo che dovevano sballare per il ribasso o altre cose, e quindi già si sapeva chi lo doveva prendere, perché tutte le imprese venivano, il lavoro era a ciclo continuo su tutti, perché noi ci interessava, perché ognuno di loro pagava, quindi non c'era bisogno, lo prendeva uno o l'altro, solo che ci stava quello più privilegiato che pigliava un lavoro più grosso, come io ho fatto per dire proprio consorzi di bonifica su, mi sembra 14 miliardi, li suddividemmo in 1 miliardo e 4, li suddividemmo in 13-14 lotti, quindi e lì rispondevano 15 imprese, solo che 14 lo sapevano che non lo prendevano, poi prendevano il ciclo dopo, la prendeva quell'altro e quell'altro in un altro posto, in un altro luogo, in un altro comune o a provincia o a regione o altri posti, quindi era tutto sotto controllo minuziosamente dall'A alla Z. Senta, su questo punto, per quanto riguarda il ribasso, lei ha indicato ad integrazione e a precisazione del suo ricordo il verbale del 29 ottobre 96, glielo rappresento perché fu più preciso sul ribasso. Il Cosentino favorì Corvino Sebastiano nell'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione dell'edificio scolastico di Casal di Principe. Il Corvino nell'offerta pose un forte ribasso, 24-25%, e poi secondo gli accordi venne compensato col sistema della revisione dei prezzi. Poi c'era la revisione. E così Schiavone quello che ha dichiarato era questo ribasso del 24-25%. Sì. E mi spiega bene lei... poi che il sistema della revisione dei prezzi che voleva dire? Allora, stati di avanzamento al lavoro, per dire a un certo punto si finivano i soldi perché i prezzi erano aumentati, fatturazione ed altro, e quindi c'erano altri fondi che venivano erogati per finire i lavori, e se lei guarda a quell'epoca, dagli anni 80 fino al 91 che posso parlare io, erano tutti in quella maniera, anche per dire le grosse opere pubbliche erano così, tipo la superstrada, tipo i Reggilagni, tipo l'ex Canalone, edifici scolastici, campi sportivi, quindi erano tutti in quella maniera, tutto ciò che era pubblico veniva tutto amministrato in quella maniera. Senta, la revisione prezzi. Lei ha detto poc'anzi. Si chiamava revisione prezzi. Revisione prezzi. Senta, lei ha detto poc'anzi di essersi rivolto a Don Peppe Diana affinché per sostenere il voto di Nicola Cosentino. Lo fece autonomamente o fu richiesto di farlo? Lo disse io, perché un Peppe Diana, per dire, lui parlava
un po' contro la camorra, però con me parlava bene perché sapeva che io ero più moderato, quindi io parecchie volte lo esortava a non esporsi troppo, insomma, in più all'epoca nessuno l'avrebbe mai toccato perché, per dire, ci stava questa parentela che il fratello ha sposato la figlia di mia cugina Giannine, che è Schiavone, la figlia del fratello di mio padre. In più il marito era un frate Cicci, un avvocato, e l'altro cugino, che siamo tre cugini. L'altro, la sorella invece, sposò a mio nipote Antonio Zara, che era il figliastro di mio zio Giovanni, più la moglie era Maria Schiavone, la figlia di mio zio Vincenzo. Quindi io anche latitante, per dire, nel 91 avevo appoggiato da Don Beppe, quindi io le esortavo sempre a non schierarsi tanto contro, però veniva protetto perché ci stava questa parentela. Senta, mi scusi, E Schiavone. io lo feci votare a Nicola Muricà. Mi scusi, quindi Costantino Nicola. fu una sua, vorrei comprendere, fu una sua scelta di rivolgersi a Don Peppe Diana? No, lui pure mi chiese, io che Don Beppe che stava bene, eravamo parenti, ci diceva, non ti crea problemi che lo faccio votare come dico io, lo faccio votare a te. Quindi da Perché una... poi tra democrazia cristiana e socialdemocrazia noi non vedevamo non c'era in effetti una differenza. Perché Nicola Cosentino con quale partito era schierato all'epoca? Lui all'epoca stava con la socialdemocrazia, un solo nascente, diciamo noi, all'epoca. Ho capito. Senta, vorrei comprendere quale fu Partito socialista socialdemocratico. quale fu la ragione per la quale, diciamo, oltre al clan, le persone che ha indicato che si impegnarono per sostenere Nicola Cosentino, era opportuno o necessario anche chiedere analogo appoggio a Don Peppe Diana? Don Peppe Diana portava parecchi voti, sia per dire perché c'erano i ragazzi, tipo un pomeridiano con i ragazzi, facevi feste, queste cose qui, quindi convogliava parecchi voti. Se non si sarebbe interessato, per dire, i voti potevano diventare in meno. Quindi Don Peppe era un cuneo importante, per dire, per i giovani, i familiari, la gente che va a chiesa, cose, di farli votare in quella maniera. Ho capito. Senta, per essere quindi sicuri del risultato? Come? Per essere sicuri del risultato, questa è la ragione? Visto che ha detto che potevano diventare di meno i voti? Per essere sicuro, perché poi il popolo di Casale, per dire, era prettamente la democrazia cristiana o comunisti. I comunisti furono proprio annullati, insomma, con la nostra, quando noi all'82 abbiamo imposto la democrazia cristiana, rimasero 4 così. In effetti il partito che arrivò al 50% dal 22-23 divenne la democrazia cristiana. Senta, volevo chiedere... Una parte erano i socialisti e una parte la socialdemocrazia. Erano i 3 partiti di maggioranza, però la democrazia cristiana aveva la maggioranza assoluta. Senta, le volevo chiedere, ha parlato di questo appalto che era stato dato a Sebastiano Corvino per i lavori dell'edificio scolastico di Casal di Principe. Che tipo di, diciamo, se può spiegarlo nei dettagli, che tipo di patto fu fatto sempre con Nicola Cosentino quando ne parlò direttamente con lui in relazione al periodo, a quello che avrebbe dovuto fare qualcuno rispetto a questi lavori? Andammo sopra la calcestruzzo, stava la ragioniera mica, poi io, Nicola e Sebastiano, e quindi stabilì che, per dire, se doveva fare delle offerte non avrebbe fatto niente, doveva solo costruire questa, diciamo, in spogliatoio, questa cappella a Chiesa di San Nicola di Casal di Principe. Quindi, mi scusi,
l'ha costruito poi... Io poi ho fatto il cemento sia per l'edificio scolastico, glielo feci tutto io, anche se stava al consorzio CEDIC potevano andare altri, io non permisi a nessuno perché lui, Sebastiano Corvino, permise solo a me di poter scaricare cemento, da parte che non poteva fare diversamente forse pure neanche. In più scaricai il cemento, andai a Chiesa di San Nicola e in più furono passati gli operai per fare i mura, i solai, tutta questa roba qui, attraverso gli operai, la ditta che teneva Sebastiano Corvino, che era Bimbo Antonio. Scusi, chi era la ditta di Sebastiano Corvino? Bimbo Antonio si chiamava, c'è un muratore, capo cantiere che lui teneva sul cantiere. Ho capito. Senta, lei ha detto, quando ha parlato di Calcestruzzi e il mio Calcestruzzi, a che Calcestruzzi si riferisce? A quale ditta? Baschi Calcestruzzi. La Baschi Calcestruzzi, quindi ha fornito il Calcestruzzi attraverso la Baschi. Sì, ha detto pure prima che era poi fatturata dal consorzio CEDIC. Ho capito. Senta, quindi praticamente queste opere per la realizzazione dell'edificio della chiesa di San Nicola, vuoi capire esattamente quale parte della chiesa di San Nicola fu realizzato o ristrutturato? La chiesa già c'era perché l'aveva costruito un altro mio cugino, si chiamava Don Raffaello Schiavoni, che faceva un parroco, che poi morì di cancro, poi passò a Don Peppe come parroco. Fu costruito dove è stato ammazzato un spogliatoio, a sacrestia, chiamiamolo sacrestia, un fabbricato accanto alla chiesa collegate che si entrava poi in chiesa, fatto di strutture di cemento armati, blindi, cose, solai, diciamo cementi, pilastri, travate, quella roba lì, più poi ci stavano i pietre per costruire, per alzarli, i pavimenti a terra, tutto, i porte. Tutti i costi dell'opera da chi furono affrontati? Furono tutti assorbiti da Sebastiano Corvino. E Sebastiano Corvino come fu compensato? Da chi? Sebastiano Corvino fu compensato dalla provincia, sia come lavoro, sia come stato di avanzamento al lavoro, sia come sovrapprezzo, come abitualmente si faceva, che a un certo punto in base d'opera i soldi non bastavano perché erano aumentati i prezzi, e quindi si chiedeva un supplemento. Senta, fu compensato dalla provincia sui lavori che erano stati affidati separatamente rispetto a questo, su altri lavori? O su questo? No, quello faceva parte, separata, è normale, l'appalto era cosa, quella era nera, diciamo, solo che mica si controllava ucciamento quando ce n'era andato di qua e di là. Quindi quando fu compensato dalla provincia si riferisce ai lavori che erano stati appaltati a Sebastiano Corvino, quelli per la realizzazione dell'edificio scolastico Saldi Principe? Ha capito la domanda, Schiavone? Sì, ho detto sì. Ah, se non abbiamo sentito il sì, scusi. Era sì. Senta, di tutto questo ne parlaste insieme a Nicola Cosentino anche in relazione al fatto che si doveva utilizzare una parte del denaro per pagare i lavori della realizzazione della sagrestia della chiesa di San Nicola? Nicola Cosentino abbiamo parlato di questo fatto di farlo votare per fare a chiesa là, perché Sebastiano Corvino in verità venne da me, si lamentò un po' perché erano parecchie le spese da sopportare là, però gli fu promesso poi che fu stati avanzamento lavori per il sovrappiù che dovevo prendere, quindi tutto si aggiustava in una certa maniera. In più lui non era obbligato a cacciare niente, né tangente né niente. Senta, Sebastiano Corvino era vicino al clan, faceva parte del vostro clan, chi esattamente? Che tutti 23.000 abitanti erano vicino al clan, perché gliel'ho detto, io all'82 quando sono uscito dal carcere istituì
in certi discorsi, in una certa situazione, che noi il popolo ci doveva amare per amore, allora mi cominciamo a mettere la legge di che la gente non si poteva drogare, non poteva rubare, non poteva fare estorsione, non poteva fare rapine. Infatti poi vedrai in altri processi e cose che ci sono stati commessi omicidi, come un marocchino che vendeva l'eroina a Casale, come a uno che fece una violenza carnale, un certo Carmenuccio fascista che lavorava sopra la Total, fu evitato e poi gli furono dati 30 anni confini. Senta, quindi Corvino Sebastiano, la gente doveva rimanere con le porte aperte perché doveva crederci in noi, doveva votarci, perché noi cosa poteva interessare, doveva darci appoggi logistici. Infatti noi in qualunque casa andavamo venivamo accolti, anzi ci invitavano loro, un popolo stesso, da latitanti a stare insomma tranquilli, ci proteggevano, a parte che tenevamo pure la caserma all'epoca che stava a mensile, quindi sul tribunale avevamo parecchia gente che stava a mensile, a favore. senta, I politici sia nazionali, sia regionali, sia provinciali, sia comunali, tutti i 113 comuni erano tutti quanti assoggettati a certe regole. Senta, ma una scusate. Chi è che non doveva fare estorsioni? Che significa? Lei ha detto non si dovevano fare estorsioni, cioè i casalesi non facevano le estorsioni? No, a Casale nessuno poteva fare estorsione, perché in effetti i casalesi divennero tutti imprenditori, oppure per dire facevamo i centri AIMA, quindi facevamo vivere tutto, per dire io tenevo tutti i centri AIMA in mano, venivano a scaricare, facevano la bolletta, i contadini, i loro prodotti venivano venduti, nessuno si poteva permettere, poi erano loro stessi, perché noi erano gli imprenditori in effetti che a un certo punto venivano loro stessi a venire a Casale a discutere per pagare le regolari tangenti, per prendere lavori, perché noi creiamo un sistema in cui dal piccolo al grande davamo a tutti quanti una certa quantità di lavoro, per dire sui Reggilagni, ai Superstrato, Canalone, il movimento mettemmo tutti quanti a lavorare, i Casali, i Frignani, i Villa Leterne, ecco, chi lavorava in più e chi in meno, quelli più vicino al clan lavoravano di più. E loro erano felici di contribuire anche in piccola quota, perché poi a me nelle casse entrava intorno a 2 miliardi e mezzo al mese da pagare gli affiliati, gli avvocati, corruzione, tante di quelle spese che se ne andava circa una somma, in più poi c'erano le entrate occulte che iniziarono a fare, e lì poi ne è avvenuta la rovina, che cominciarono a fare i fusti tossici, l'uranio i ceneri, i centrali atomiche, che lo cominciò a fare Bidognetti, che è avvocato viglianese, con Lucio Gelli, con mio cugino Santocani, mio cugino Cicciariello, e infettarono tutto il territorio. Quando me ne sono accorto e io ho reclamato, Schiavone, sì, perché fu trovato un frutto tossico nel terreno. Schiavone ha già reso dichiarazioni. Successe poi Schiavone, mi fecero arrestare, mi volevano ammazzare, io ho fatto il pentito. Schiavone, mi scusi, ha già reso dichiarazioni su questo punto, per cui non le ripetiamo. Le volevo chiedere, tra questa varietà e eterogeneità di imprenditori a voi vicini, Sebastiano Corvino era una persona che cui avevate dato affidamento di numerosi incarichi, pochi, come si collocava per quanto riguarda la vicinanza? Corvino abbiamo fatto anche parecchi lavori per consorzi di bonifica, era uno affidabile che se gli altri pagavano il 10, Sebastiano Corvino, anche se servivano primi i soldi, per dire servivano 500 milioni rapidi, per dire che veniva a pagare o giudice a Barcellona per fare il Bardellino nell'83-84, li cacciava a soldi liquidi, lui e altri imprenditori. Poi prendeva un lavoro, era molto vicino al clan. Bonifica, e gli abbiamo dato tanti lavori. Quindi era molto vicino al clan Sebastiano Corvino. Ma molto vicino al clan, lui era l'ex segretario della Democrazia Cristiana. In che anni era stato segretario? Lui, in come che anni tutti e dove? Quanti gli altri, pagava senza chiederglielo.
Senta, in che periodo era stato... sapeva che otteneva poi dei benefici. Schiavone, mi faccia fare la domanda perché sennò non... Aspetti un attimino. In che periodo era stato segretario della Democrazia Cristiana? Negli anni 70, ha fatto pure un sindaco a Casale. Senta, ricorda se aveva dato disponibilità di qualcosa legato alla gestione dell'AIMA, dei fondi AIMA? Io avevo dato i terreni a Villa L'Eterno da scavare, ci avevo messo un marito e la sorella dentro come pupazzo, però venivano gestiti da noi. Senta, i lavori del consorzio di bonifica pervennero anche al Corvino Sebastiano? Sì, Corvino Sebastiano ha usufruito anche lui per dei lavori in tanti anni, un consorzio di bonifica attraverso D'Amore, Salvatore D'Amore che era il presidente, e mio cugino Francesco Schiavone che era il direttore generale. Senta, ricorda quando fu eletto nella provincia e in quali occasioni, oltre quella del 90-91 di cui ha parlato, venne eletto Cosentino Nicola? Fu eletto nell'86 a provincia e nel 90-91, non ricordo, mi sembra più 91 che 90, che 90 fu fatta le elezioni, furono invalidate le elezioni della Campania, non ricordo preciso, ma in quell'epoca, insomma un po' prima che mi arrestassero. Ho capito. Senta, ricorda a quanto ammontava a suo ricordo l'appalto per la costruzione dell'istituto tecnico di Casale? Erano miliardi, non ricordo, mi sembra che l'ho verbalizzato nel 93, 94, 95, cosa così. Perché il 21 marzo 94 ha dichiarato l'avvocato Cosentino fu eletto e avendo assegnato a Sebastiano Corvino, detto Mustacchio, ex segretario della DC di Casale, un appalto per 3.700.000 lire, 3 miliardi, scusi. Miliardi, ho sbagliato io. 3.700.000 lire, 3 milioni possibile? 3 miliardi, dice. 3 miliardi e 700 milioni. 3 miliardi e 700 milioni, ho capito. Quindi era questo il valore? Senta, per comprendere quanto costarono i lavori per la chiesa di Casal di Principe, più o meno, orientativamente. Non ricordo, ma solo come cemento erano intorno ai 20 milioni, 25, 20, una cosa così, 18, 20, non ricordo ora. Perché furono tutto convogliato a livello di consorzio. Che lei dichiarò sempre lo stesso verbale: io stesso fornii circa 9 o 10 milioni di lire di cemento, accontentandomi la somma di 5 milioni corrispostami da Corvino Sebastiano. La Baschi mise fattura 3 o 4 mesi dopo a favore della Corvino Sebastiano SNC di Corso Trieste e Trento di Caserta, con la causale di fornitura cemento per la costruzione di edificio scolastico. E questi valori più o meno, Schiavone, conferma queste dichiarazioni? Perché una parte non li presi, ma erano di più. Lui mi diede una metà, un terzo, una metà di quei soldi, perché il resto lo feci io. Ma insomma, lavorai senza guadagni, in effetti. Ho capito. Senta, ricorda conosciuto Pasquale Corvino, detto Mustacci? Pasquale Corvino. Non ho sentito la domanda. Ha conosciuto Pasquale Corvino,
detto Mustacci, è figlio di Carlo conosciuto Corvino. tanti, mi dovete dire di chi, perché ne ho conosciuto tanti, Pasquale Corvino. Figlio di Carlo Corvino. Pubblico ministero, forse si aggiunge il soprannome. Abitante in prossimità della chiesa di San Nicola. Questo è il cognato di mio cugino Schiavone Francesco Paolo Saverio, fratello di Francesco di Luigi. C'ha un soprannome? Detto Mustecci. L'ha conosciuto? Lo conosco Pasquale Corvino. Pasquale Mustecci, sì. Sì. Senta, ricorda se ha avuto anche occasione di riconoscere in una fotografia? Non ricordo, tu sono passati 20 anni. Lo stesso verbale ha dichiarato: riconosco nell'immagine digitalizzata che mi si mostra Pasquale Corvino di cui ho parlato sopra. Si dato che Pasquale Corvino si tratta di Carlo, nato a Casal di Principe il 19/9/51. Si ricorda di aver fatto questo riconoscimento fotografico? Ho scritto, l'ho fatto. Ricorda se avesse rapporti con Schiavone Francesco di Luigi? Amico, rapporti? Se lo ricorda Schiavone, se no procede a una contestazione. Sì, ho capito chi è. Sì, so che... ma anche io lo conoscevo, Pasqualini Mustecci. Anche lei lo conosceva. Senta, ha conosciuto Corvino Renato, suo parente? Sì. Abitava nella strada, nella strada via Bologna. A strada di mio cugino Sandokan. Aveva rapporti di parentela con lei o con suo cugino? Sì, ci stava una parentela a livello di donne delle famiglie Schiavone. Cioè attraverso il ramo femminile, che cosa? Parentela, ricorda? Questo, se non sbaglio, la sorella poi sposò un brigadiere dei carabinieri. Renato, che lei ha dichiarato: conosco Corvino Renato, che è mio parente. È dichiarato, verbale del 29/10/96, conosco Corvino Renato che è mio parente, in quanto la madre e mia madre erano cugine di primo grado. Sia lui che il fratello sono titolari di imprese edili. Lui ha venduto anche la casa a mio cugino Cicciarielli. Sì. Ricorda se ha svolto dei lavori sostenuti, lavori il cui svolgimento è stato sostenuto dal clan? Se non si ricorda, e glielo rappresento per lettura, lei ha dichiarato: Corvino Renato ha realizzato l'ampliamento del manicomio di Aversa, io stesso con la Baschi gli ho fornito il calcestruzzo nel 90. Corvino Renato e il fratello Tommaso abitano ad Aversa, hanno mostrato disponibilità verso l'organizzazione mettendo a disposizione il loro certificato di iscrizione quando occorreva. In realtà non vi erano imprenditori a Casale che quando occorreva il certificato di iscrizione non lo dessero. Ricorda? Sì, ecco. Per dire Uzannuto, il cognato di Valterina, Antonio Uzannuto, e noi ci servivamo quando servivano i certificati di iscrizione all'albo e poi anche loro hanno usufruito di qualche lavoro dato da noi. Senta, abbiamo parlato di una vendita di una casa
apparteneva a questo Corvino Renato, la casa si chiama Francesco Di Luigi, sarebbe Cicciariello. Siamo vicini Cicciarielli. Cicciarielli, mio cugino, comprò la casa di Corvino Renato, che loro se ne andarono ad abitare ad Aversa, dove stavo Tommasino, frate geometra. Gliela vendette a buon prezzo? Sì, a prezzo normale. Ma quella, quando l'ha comprata, era fatta scendere, c'era una casa vecchia che lì era morto il padre, mi sembra la madre, la sorella aveva sposato un carabiniere, e quindi la vendetta a mio cugino Cicciariello, che poi la buttò a terra e la fece nuova. Ricevette dei favori per affidamento di lavori da parte della provincia di Caserta? Io ho avuto affidamenti di lavoro, non ricordo ora, anche per consorzi, anche per comuni di Casale ho avuto dei lavori, anche per comuni Aversa per qualcosa. Fu favorito da voi in questi lavori? Gli sono stati dati, insomma, è stato dato il parere favorevole. Fu favorito da voi nell'ottenere questi lavori? Sì. Poi al 91 contro i De Falco, Quadrano. Sì, parlo di avversari sul territorio non dal punto di vista militare, persone che con la loro attività, opera, in qualche modo vi preoccupavano dal punto di vista delle possibili conseguenze in tema di arresti o di consapevolezza della collettività casertana. Avevamo i nuvolette, ma non si avvicinavano troppo a noi perché sapevano che noi li avremmo eliminati, quindi c'erano quelli che più o meno, c'erano i mazzacani Marcianise, sì. Schiavone, mia e l'altro fratello. Schiavone, le ho fatto una domanda diversa, non parlo dal punto di vista militare, parlo pieno delle persone, giornalisti, politici o qualcuno che vi preoccupava perché si contrapponeva agli interessi del clan dei Casalesi nel periodo fino al suo arresto. Noi non pensavamo a nessuno che si avrebbe potuto opporre. Se c'era qualcuno per dire il problema veniva risolto in qualche maniera. Quindi non vi erano preoccupazioni, non vi erano preoccupazioni serie da parte vostra rispetto all'attività di imprenditori potenzialmente in contrasto con voi, eventuali denunce, eventuali giornalisti che denunciavano la presenza del clan, eventuali politici che facevano una battaglia politica per il contrasto con voi? Le chiacchiere ne facevano tante, però noi eravamo sicuri per dire che avevamo i nostri appoggi sia politici sia istituzionali, quindi da mettere a tacere ogni discorso. Ci fu qualche infiltrazione, diciamo, qualcuno che cominciò a scrivere, Sita Zabbei cominciò a fare lettere anonime tipo Renato Natale, all'epoca tipo Lorenzo Diana, di cui un giorno Diana Raffaele, Benotto cercarono di fargli fare una sentenza di morte che io non potevo aderire, non gliela feci fare, perché io dissi: noi abbiamo la possibilità per dire se un magistrato a un certo punto si rivolta contro, noi facciamo trasferire a livello politico, troviamo una situazione, una scusa, una cosa. Un giornalista lo stesso. Eravate così potenti? Voi ritenevate tali? Eravamo tali, non che ci ritenevamo tali all'epoca, perché eravamo tutti uniti, era una famiglia che era unita fino alla fine degli anni '80. Poi sono cominciate le guerre, piano piano si è cominciato a deteriorare il tessuto, prima per la guerra per i bardellini interno, poi per la guerra per la Torre e De Falco, e insomma poi cominciarono le ambizioni di gente che già si era arricchita e voleva ancora arricchirsi, cercando di distruggere tutto senza avere le conoscenze vecchie, senza avere le vecchie esperienze. Se ti parli di mio cugino Valterina, per dire, era una testa rapa che ha cercato
mi manda in galera pure a me, mi ha mandato, no? E quindi Senta, lei è si stato alterarono questi, prima della sua si collaborazione. alterarono questi Ho capito. equilibri. Senta, prima della sua collaborazione c'erano stati altri collaboratori significativi che provenivano dall'interno del clan dei Casalesi, o lei fu il primo nella sostanza? Sì, no, iniziò, poi lo comprammo attraverso la moglie per 4 soldi, fu un marsigliese, Basile Luigi, che si andò a buttare da Tommasone, dall'Euro Capitano, che portò la pistola, perché dopo l'eliminazione di Paride Salzillo, strangolamento di Paride Salzillo, Sì. Lui capì che era stato condannato a morte anche lui e andò a Piazza Carità e si buttò nelle braccia di Tommasone. A quel punto si cercò a livello politico, attraverso i vari Pomicino, di far trasferire il Tommasone e cose. Nello stesso tempo mia zia, un altro mio zio parlarono con la moglie e gli promisero, perché lui poi si portò il quaderno con 600 milioni che stavano in cassa, perché io stavo in quel periodo al confine ad Otranto. Sì. Mi scusi, Allora Schiavone, sì. ritornò Schiavone, non volevo interrompere. sui propri passi. Ho capito, Schiavone, oltre al caso noto di Basile Luigi, lei era stato, erano altri casi, o lei fu praticamente il primo collaboratore del clan? Allora, solo questo ce n'era un altro, però non era un vero e proprio collaboratore, era uno che nessuno di noi conosceva, che faceva solo per i figli miei milioni, che poi fu ammazzato e che mi hanno condannato a me, a Villa Literno, un certo Ciliento Bruno Salvatore, che faceva delle posizioni ma non apparteneva né al clan, tiravano pochi droghi, sia i figli miei milioni, Rifefì e l'altro. Ma non è che apparteneva al clan, al clan apparteneva il Basile, che poi fu fatto tornare sui propri passi, fu convinto a soldi e cose a tornare. Quindi poi lei fu sono stato io il primo che ha aperto queste porte. Ho capito, quindi lei fu il primo. Senta, Schiavone, volevo comprendere, visto che lei ha parlato del fatto che innanzitutto volevo chiedere, ma Nicola Cosentino, oltre lei, conosceva altre persone della sua famiglia? Che lei sappia? Conosceva mio cugino Sandocanna, a Valterina, a Cicciariel, a tutti quanti conosceva la famiglia mia. Ma Nicola Cosentino è di Casale, è cresciuto a Casale, era molto amico di Nicola Schiavone, mio cugino, assessore ai lavori pubblici, i Peppe Natale, figli Mari Natale che sposò Anna Angelica, l'ultima sorella di Sandocanna. Quindi non è, in più lui in famiglia teneva, anche una Schiavone, una parente nostra. Così diceva lui? Attraverso i matrimoni. E in più, io Così? Zia al Duce, per dire, siamo andati a scuola assieme, lui faceva Così diceva lui. Sagrari a Ponticelli, faceva la ragioneria a Napoli. Insomma, Don Nicolo, zio che faceva il parroco a Chiesa della Villa, che poi lo ha detto prima. Poi io facevo... Ha detto prima così. Sì, va bene, per favore, facciamo rispondere a Schiavone. Vorrei comprendere. Comunque Schiavone non ha proprio sentito il commento. Come ha detto prima in sede di esame, che fosse una Schiavone, Nicola Cosentino lo diceva lui o lo sapevate voi, o tutte e due? Ma lui me lo disse, dice io pure faccio parte della famiglia Schiavone, non ricordo la zia, la madre, non ricordo ora, che era una Schiavone. Ho capito. O a moglino Ruzzio, e Aurelio, non ricordo chi è. Ma avete, la domanda è se avete verificato attraverso, una microistruttoria interna alla famiglia se fosse vero, o avete semplicemente preso atto di quello che vi diceva, ritenendolo tale? Infatti quello che diceva, ma io sapevo che ci stavano gradi di parentela, in più per dire lo zio Aurelio era socio, mio cugino Giovanni facevano i macchine rugrane assieme a livello agricolo e cose. Senta, volevo chiederle, ha parlato poc'anzi della protezione che Benedetti Francesco all'inizio aveva garantito al padre di Nicola Cosentino. Può spiegare bene come era avvenuto questa vicenda? E in che periodo si collocava nel tempo? Il padre di Nicola Cosentino
era uno che abbastanza sveglio, insomma, si interessavano poco i petroli, sigarette, i bische, e più era un po' Don Giovanni. Andò qualche proposta, una cognata, di Mario Zara di Casal di Principe, che c'è un altro fratello che è stato imputato con noi, anche lui, Nicola Zara, e questo lo sparò negli anni 70, fine anni 76, 77, non ricordo, 76, 77, a Casale, sul ponte di Casale, vicino a pompi benzina, i Fortunatielli. Lì ci spararono nelle gambe. Il padre, per dire, sapendo che quello apparteneva al gruppo nostro, diciamo, prettamente di Schiavoni, si voltò per farsi dare protezione a Bitognetti. Bitognetti era uscito a quell'epoca dal carcere, che poi tornò con l'omicidio di Siruga e poi riuscì. E quindi nel momento in cui poi ha fatto candidare il figlio, perché lui non era tanto accettabile, il figlio mi sembra tenere 18 anni, era appena diplomato liceo, una cosa simile, non è iscritto ancora all'università, fu fatto consigliere comunale all'epoca a Casale, però senza alcun incarico, così. Mi scusi, nell'82 mi scusi, perché il padre non era così? L'appoggiò di nuovo. Schiavone, mi scusi, perché il padre non era tanto accettabile? Mi spiega bene in che senso? Nessuno di noi si candidava perché poi un popolo sapevano chi eravamo, no? Quindi alla fine del discorso noi ci conveniva più stare dietro alle quinte, quindi noi al comune cercavamo di mandare una persona incensurata, pulita, non uno che già teneva qualche recidivo o qualcosa, anche a livello istituzionale non li mettevamo troppo in difficoltà, che una cosa era che io, per dire, sotto la pianta di limone della casa mia vecchia ho fatto là, tu fai sindaco, tu fai assessore, tu fai questo e tu fai quello, è una cosa se mi ci avrei messo io o mio cugino o un altro, insomma, oppure un fratello incensurato non l'avremmo messo. Perché mettiamo a Nicola Schiavone a fare l'assessore, che era il nostro parente, sì. Perché era professore di scuola, ho capito, un ragazzo che... Beh, ho capito perfettamente il discorso. Mi scusi, lei ha parlato del padre dicendo che faceva gas, sigarette, ho capito bene, e bische. Benzina, mi può spiegare meglio che vuol dire tutto ciò, se può chiarirlo meglio? Facevo contrabbandi di sigarette, contrabbandi di benzina, e poi fu fermata, è stata fermata assieme a me da Bischera a Napoli, in una bisca clandestina a Napoli, danno attraverso via Roma, da Contessa era, questo negli anni 70. Ho capito. Sa se ebbe anche una sorveglianza, una misura della sorveglianza speciale, se venne proposto? Padre, non è che era purtroppo se lo sa, faceva queste attività extra. Ho capito, sa se ci fu... L'attività sua principale erano i petroli, a benzina, teneva pompi di benzina, queste cose qui. Che poi lavorava un po' di contrabbando. Era un'attività, scusi, aveva una pompa, mi scusi, Schiavone, aveva una pompa di benzina, più pompe, depositi, può spiegare bene a che livello? Poi dopo, inizialmente? Schiavone, mi aspetti poi dopo hanno fatto i depositi a Villa Literno. Schiavone, aspetti una strada che porta a Villa Literno, di Casale o Villa Literno. Schiavone, un attimino che finisco la domanda. All'inizio il padre ha detto che c'è una pompa di benzina, un'attività limitata a una pompa, più pompe, deposito all'inizio, se può dare un'indicazione. Ho teneva a quota con De Rosa, mi sembra, a Santa Maria Capoetere, e di là poi partiva, diciamo, una specie di contrabbandi, nafta agricola, benzina, i contrabbandi, questa roba qua. Quindi aveva degli incassi e conduceva una vita più agiata. Mi scusi, mi ha detto che aveva una pompa di benzina, volevo capire, aveva una pompa di benzina solo, un'attività la teneva ampia? A Casale, fuori casa sua. A Casale, sotto la villa, a strada che porta a Villa Literno, dopo Cinema Olimpo, Cinema Olimpo. Era l'unica pompa di benzina di cui disponeva, di che possedeva, che gestiva?
No, poi stava a Santa Maria in società con un deposito che lavorava con un certo De Rosa, che ho preso anch'io, gasolio, la benzina, che lavorava all'ingrosso, benzina, gasolio, e poi teneva pure un distributore, teneva una società anche con quello a Santa Maria. In più aprirono un deposito, i gasoli agricoli, i gas, questa roba qui sulla strada che porta a Villa Literno. Era un'attività estesa, ampia oppure ridotta inizialmente quella del Ma padre? prima non era tanto estesa, era una cosa piccola, insomma. Sa quando si Non è che sviluppò? era... Sa se si sviluppò Si è o sviluppata, quando si sviluppò? si è sviluppata di più negli anni 80, metà degli anni 80, 86, 87 è cominciata ad ingrandirsi. Iniziò a ingrandirsi, sa come, in che modo e soprattutto come si sviluppò, come si creò la rete più ampia. Ma tutti i politici vanno a ingrassare le loro bestie, così è successo anche con quelli. Purtroppo tenevo un fratello politico, e quindi dei benefici li assumeva attraverso politica e cercava, insomma, di tirare avanti, che poi mi sembra che lì c'erano anche 2 fratelli che lavoravano, più altri impiegati e cose. Di cui anche a me mi forniva del gasolio agricolo, i contrabbandi, in effetti, perché Ma di chi sta parlando? I betonieri, diciamo. Scusi, io le ho fatto la domanda del padre, lei ha risposto il fratello. Il fratello politico, ci deve dire di chi sta parlando. Ora, prima c'era il padre, poi il padre è morto. Ed è subentrato Il padre è chi? morto. Il padre di Nicola Cosentino. Sì. Quindi l'attività passò ai figli. Nicola Cosentino iniziò a fare l'università, che mi sembra si è laureato 82, 83, 84, una cosa simile. Era ancora così. E l'attività del padre, che tenevano questo piccolo deposito che era aperto anche a Villa Literna, un distributore che poi chiusero, che tenevano fuori casa, si ampliò. Nel momento in cui Cosentino passò da studente a politico. Ma chi se ne interessava? Non interessava, e anche a noi, per dire che io per dire come calcestruzzo. No, scusate, chi lo gestiva questa attività? L'attività veniva gestita dal fratello Giovanni e un altro fratello più piccolo. Ho capito. Senta, rispetto a questa attività lei o il clan si interessava in qualche modo? Ma non è, noi compravamo un gasolio, ci dava a prezzo inferiore agli altri, compravamo un gasolio, per dire io avevo occasione ogni tanto, perché loro lavoravano per un gasolio agricolo, di prendere gasolio di contrabbando, per dire che era di contadini, oppure facevano arrivare da qualche parte, e quindi mi portava una volta 50 quintali, una volta 40, perché io non superavo mai i 99 quintali, se no io scrivere ai registri UTIF. Più prendevo industriale che quello, poi lo registravo con fatture. Senta, volevo chiedere... E questo è capitato sino al 91. Finalmente. Poi sono andato in carcere, non l'ho preso più da loro. Senta, Che poi la calcestruzza fu chiusa per l'antimafia, per tanti problemi. sì. E poi mi fu ridata dalla Corte d'Appello di Napoli. Senta, volevo chiederle una cosa. Lei ha parlato di questa, diciamo, politica secondo cui non vi erano imposizioni di estorsioni sul Casal di Principe. Ci furono delle imposizioni in qualche modo singolari o comunque non previste per quanto riguardava la costruzione dell'edificio scolastico di Casale? Quello Che imposizione? fu chiesta una tangente a Corvino Sebastiano? Gente che lui, per dire, doveva cacciare, si sviluppò tutti i lavori che fece alla chiesa. No, a parte questo, vi fu una richiesta di tangente sui lavori di Corvino Sebastiano, quelli per la realizzazione dell'edificio scolastico di Casale, se lo ricorda? Ricordo ora.
Se non si ricorda... Io per dire, quando ho iniziato che ho fatto un cemento, poi andai in carcere. Allora, le dichiarazioni sono del 29 ottobre 96, ha dichiarato a proposito di Corvino Sebastiano: fino al 92 è stato molto vicino al sodalizio dei casalesi, anche se un episodio costituì motivo di momentaneo raffreddamento nei rapporti suoi con Walter Schiavone. Ricordo che Walter Schiavone alla fine del 90 e inizi 91 gli impose una tangente di 300 milioni con riferimento alla costruzione dell'edificio scolastico di Casale. Intervenni io determinando un accordo sulla misura di 150 milioni. Si ricorda? Non li cacciò poi. Non li cacciò. Si ricorda questa vicenda? Allora, mio cugino Valterino, poi che si stava a fare la casa con Mascarpese, sotto cercava di rubare e fece un attacco a Sebastiano Corvino per avere la tangente. Allora noi accordammo 150 milioni che però le avessimo dato un altro lavoretto, insomma, a Sebastiano Corvino, e quindi sarebbe uscito un po' di là e un po' di là. Però Sebastiano Corvino, se non ricordo male, cacciò dei soldi che si fregò mio cugino Valterino, perché teneva bisogno, che si stava facendo la villa di nascosto come Scarpese, quella villa che poi è stata sequestrata. Ho capito. Quindi questa era una estorsione personale che aveva fatto Schiavone Walter a Corvino Sebastiano? Sì, l'estorsione personale che stava facendo Sebastiano Valterino. Mica solo là, ne fece anche un altro che quello già cacciava 25 milioni al mese, si fece dare anche fece un altro caso. Senta, lei... I vaschi di depurazione per i figli all'Eterno. Senta, lei sa, diciamo, il periodo in cui fino al suo arresto, che ruolo svolgeva Russo Giuseppe nel clan? Io padrino. Giuseppe all'epoca era un killer, diciamo, del clan. Russo Giuseppe al 83-84 l'arrestarono, mio cugino le aveva dato 4-5 schiaffattoni perché stava assieme a una banda che andavano rubando in mail, un certo padrino. Quale cugino? Cirillo, e lui venne da me a dire: io gli do perdoni, mi voglio inquadrare, cosa io lo inquadrai nel gruppo nostro che faceva capo come reparto militare a mio cugino Sandokan. E sino al 90 un padrino, il padre teneva lavori subappalto attraverso noi, ci mancò per i Ragilagni, il padre dello zio Lionello e il padre, non mi ricordo perché era il padre. E lui era in qualità di killer del clan, insomma, iva a sparare, a fare omicidi. Era risaputo il suo ruolo in Casale o altrove all'interno del clan, quello di Russo Giuseppe? Del clan lui chiamavano i cani pecore, facevano parte dei gruppi che andavano a sparare. Sì, era risaputo però questo lui apparteneva al nostro gruppo Cime degli Schiavoni. Ho capito. Era risaputa l'appartenenza di Giuseppe Russo Padrino al gruppo degli Schiavone come killer del clan? Sapevano pure i creatori, come no? Pure che fosse un killer? Killer affiliato al clan Schiavone, diciamo, al clan dei Casalesi Schiavone, prima clan Bardellino, poi clan dei Casalesi dopo l'eliminazione di Bardellino. Quindi un padrino è entrato a far parte dell'organizzazione nel 84, che ha parlato con me nel carcere di Santa Maria all'epoca, che gli sa perdono che mio cugino l'aveva picchiato, però lui aveva riconosciuto che portava ragione, perché stava con un gruppo, insomma, che andavano rubando in mail. Ho capito. Suo cugino... Sì, l'abbiamo capito. Suo cugino chi era questo? Il cugino che la... Sandokan? Sandokan, che era il capo militare dell'organizzazione. Senta, lei era a conoscenza che ci fossero rapporti tra la famiglia Cosentino e la famiglia Russo? Sì, so che il fratello mi sembra che era fidanzato, non so, la sorella era un padrino, come una cosa simile, o ci stava appresso, una cosa simile. Ho capito. Oltre questo se ci fossero altri rapporti? I Cosentino. Sì.
Ma sì, tenevi gli appoggi sia di Bidognetta sia nostri poi. Sì, no, questo l'ho detto, parlo della famiglia Russo in particolare. Russo l'appoggiava a Cosentino, come no? Questo lo sa da chi e come. Per dire, se io al 90-91 avrei detto ai Russo non dovete votare Cosentino, non lo votavano, anche se si scusata la figlia, la sora, la nipote o la zia. Il discorso era che io all'epoca, quando ho fatto questo, che Cosentino si è buttato anima e corpo, diciamo, trascurando un po' i Bidognetta, buttandosi negli schiavoni, e insomma gli fu dato libero spazio, perché noi, che io discutevo sempre nei vari summit, avevamo in ordine di idee di creare le nuove leve, i figli, i nipoti, i parenti, gli amici degli amici, insomma gente incensurata di andare a scuola, laurearsi ed entrare nel mondo politico, nel mondo giuridico, nel mondo militare, quindi creare nello Stato la mafia perfetta, anche se poi c'è stata quasi sempre nello Stato la mafia perfetta. Questa fu una sua idea che fu accolta dai vertici o era un'idea anche di altri e quindi anche sua? Era l'idea anche degli altri. Arrivare per dire, noi avevamo stabilito che per la fine del secolo noi dovevamo avere i nostri rappresentanti, ministri, deputati, perché no, anche qualche Presidente del Consiglio. Senta, Schiavone, volevo chiederle, lei ha parlato di questo primissimo accordo politico che aveva fatto, politico di interesse, che aveva fatto Nicola Cosentino con Francesco Bidognetti. E mi scusi, vorrei comprendere, sa perché si rivolse a Francesco Bidognetti e non anche a voi? O se mi spiega, se ne avete parlato di questo fatto? Glielo dico io, perché noi portavamo a Nicola Schiavone, a Cicci Schiavone, avvocato, e portavamo a Peppe Natale. E anche poi c'era un'altra quota che noi facevamo votare, Gaetano Corvino e Mario Corvino. Poi c'era la quota di Rita Falco che appoggiava noi, però facevo votare anche a Giovanni Corvino. Quindi voi avevate già i vostri candidati in quel periodo? Sì, che erano democristiani, tutti democristiani. Solo che la maggioranza, diciamo, i voti di più ha pigliato Nicola perché era Schiavone, diciamo. E facemmo uscire prima Nicola e poi Cicci Schiavone avvocato, diciamo. E senta, nel periodo antecedente, la prima volta candidato era la faccia pulita, giovane, però non stava all'altezza di poter fare sindaco, quindi lo mettemmo a fare l'assessore ai lavori pubblici perché lui era obbligato a portarci tutte le note. Fece quello che era stato richiesto? Vi portò tutte quante le note? Sì, che poi ci portava tutti gli elenchi e tutto. Ma con tutto il consiglio comunale, tutta la maggioranza, non è che qualcuno non era d'accordo. Erano d'accordo sia tutto il 50% della democrazia cristiana, sia i socialisti, sia i socialdemocratici, sia i comunisti pure. Non è che qualcuno trovava obiezione da fare. Anche se per dire poi Renata Natale scrivevano di notte, Uta Zappea, il solito frase, una torta, che non si fa la parte, la mamma si squarta, insomma queste cose qui, però noi lo sapevamo, con somma precisione, però io evitavo di dire perché qualcuno voleva ammazzare Lorenzo Diana, che io salvai la vita perché era realmente in pericolo all'epoca, salvai la vita sperando che... Senta, Schiavone, le ho fatto una domanda, poi lei mi ha risposto, però volevo fare un'altra domanda. Lei ha parlato di questo primissimo accordo che aveva avuto Benedetti Francesco con Cosentino Nicola. In quel periodo, quindi il primissimo accordo di cui lei ha saputo, Benedetti Francesco in quel periodo faceva parte della cupola del clan o aveva ruoli, diciamo, differenziati e più ridotti rispetto alla cupola?
Oh, faceva parte del clan i Bardellino. Ma un clan Bardellino esiste dagli anni 70. Sì, Schiavone, volevo comprendere, all'interno del vertice del clan Bidognetti Francesco, inizio anni 80, che ruolo aveva? Un ruolo paritario, un ruolo non paritario rispetto ai soggetti che comandavano? Allora a Casale c'era un triunvirato sotto la dipendenza, militari, i Bardellini, c'era De Falca una parte, mio cugino Sandokan e Bidognetti. E io poi quando sono uscito mi interessava dei reparti amministrativi, infatti quando sono uscito una volta in permessa, cosa è venuto Bidognetti, tutti quanti loro mi hanno portato i soldi, ma abbiamo discusso di tante cose. Poi Bidognetti fu arrestato nell'82, mi sembra marzo 82, associazione, no, perché non c'era ancora il 416 bis, lui, mio cugino Cicciaria, Deschione Francesco Di Luigi ed altri. Mi sembra che rimase latitante solo Diana Raffaele, che fu arrestato mi sembra fino all'80 settembre, ottobre 82, un giorno di quelli, che la mattina aveva ammazzato, che venne da me poi verso il 9, che avevano ammazzato a Verazzo, Giovanni Verazzo, una cosa che faceva l'imprenditore, sulla strada che portava a Capua, vicino ai vecchi cavallerizzi, e fu arrestato poi nel mezzogiorno. Quindi nell'82 fu arrestato Bidognetti? Sì, Bidognetti fu arrestato e quindi noi non è che potemmo togliere i voti a Cosentino anche se era la socialdemocrazia appoggiata da Bidognetti. Quindi quei voti che erano stati fatti, anche se erano pochi, bastarono per farli eleggere. In più gli abbiamo dato anche che lui dal carcere, stava in carcere, e gli abbiamo dato anche l'assessorato. Ho capito. Assessorato di che? Di quale assessorato del? Ricordo personale, una cosa interna, una cosa sì, che no, ma non aveva troppo a che fare del comune, provincia non o regione? Non aveva troppo a che fare con i soldi. Schiavone, assessorato comune, provincia o regione? Comune, poi l'86 è stato eletto in provincia, mi sembra 86, e gli fu dato l'assessorato, fu accordato per assessore mi sembra dei lavori pubblici, una cosa simile, o un altro assessorato, però che si propose attraverso poi un sorvep Buco che era amico mio di fare un lavoro a Sebastiano Corvino. Ho capito, grazie. Un'altra domanda. Presidente, avrei bisogno di un minuto se possibile. Va bene, proprio un minuto. Due, sono il tempo tecnico. Vorrei, se è possibile, vorrei che completassimo, se è possibile, se no poi proseguiamo, facciamo comunque un altro pochino. No, dicevo, un po' di tempo abbiamo necessità per il controesame. Una serie di domande abbiamo fatto. Quindi non so che tempi, perciò le chiedevo. La parola alle difese, prego. Avvocato De Caro per il verbale difesa dell'onorevole Cosentino. Buonasera signor Schiavone. Io le devo prima fare una domanda perché non ho bene inteso. Ci furono due elezioni provinciali, una nel 90 e una nel 91, giusto? Non ricordo, so che uno fu invalidata e poi si rifece l'altra. Quella che fu invalidata, la prima delle due, il vostro gruppo quale candidato appoggiò? Fabio Schiavone.
Com'è? Fabio Schiavone, Che era il figlio del... che venne eletto pure. Sì, che venne eletto, che era il figlio dell'avvocato Francesco Schiavone, giusto? Sì. Senta, e nel 90, lei sa che fu eletto l'onorevole Cosentino all'epoca, fu eletto consigliere provinciale anche nel 90? Ricordo se fu eletto, ma so che fu invalidata quella Sì, elezione. no, questo lo ha detto, dico, si ricorda se fu eletto nel 1990 anche Nicola Cosentino? Non ricordo perché non l'abbiamo votata noi, e poi noi per dire Nicola Cosentino che Senta, e invece... veniva eletto, non ci interessava più di tanto perché sapevamo che apparteneva, stava inquadrato nelle file di Francesco Bidognetti. Senta, ma Don Peppe Diana, lei ha detto, io chiesi a Don Peppe Diana di appoggiare Nicola Cosentino. A quale delle due elezioni provinciali lei chiese che appoggiasse? La prima o quella successivamente, dopo che la prima fu invalidata? Dopo che la prima fu invalidata. Nel 1991 lei chiese a Don Peppe Diana, giusto? 91, non ricordo, 90, 91. Certo. Comunque la prima fu invalidata, la seconda volta chiesi di appoggiare in pieno Cosentino. In pieno Cosentino. Senta, e la prima volta invece sa se Don Peppe Diana appoggiò qualcuno? Don Peppe Diana appoggiava a noi, no? A chi poteva appoggiare? Fabio Schiavone, era il cugino di primo grado della moglie del fratello. Senta, ma mi consenta, lei questo Fabio Schiavone. Ma questa è una... Era Don cugino Peppe Diana, di primo grado della moglie del fratello di Don Peppe. Schiavone, mi di due perdoni. fratelli. Don Peppe Diana a me risulta, e credo che risulti a tanti, che era una persona molto, come dire, faceva molte cose contro la camorra, era un prete anticamorra. A me personalmente, a me poi risulta anche sul piano personale. Lei lo sa questo, come faceva ad appoggiare voi se era un prete anticamorra? Questo l'ha detto anche lei. Sì, faceva una politica, ma non che la faceva contro noi. Ma chi erano i camorristi a Casal dei Peppe Principi? Diana, quando parlava di camorra, voi. non è che parlava... Schiavone, chi erano i camorristi a Casal dei Principi? Non eravate voi. E Don Peppe Diana contro chi si schierava a Casal dei Principi? In quegli anni non si schierava contro di voi? No, E contro chi? si schierava contro i politici corrotti. Contro i politici corrotti. E non contro la camorra? No, noi. Non Perché contro la camorra? lui era della stessa estrazione della mia famiglia. Mi stia a sentire, Schiavone, le ho chiesto una cosa precisa, lasci stare i profili familiari. Sto dicendo, Don Peppe Diana non si schierava anche contro la camorra in quegli anni, nel 1990, 89, 90, 91? Non era un prete anticamorra? E come faceva? No, lei mi perdoni, il campellario che giri intorno al problema. No, io non giro intorno al problema. Non si schierava contro il cittadino casalese camorrista, si schierava contro il politico venduto. Guardi, Ce n'erano tanti, come stanno tutt'oggi. Senta, Schiavone, lei prima ha detto che era un prete anticamorra, lo ha detto lei. E peraltro possiamo dire che è un fatto notorio che Don Peppe Diana era un prete anticamorra. Una cosa è la camorra e una cosa è la politica corrotta. Sono entrambi fenomeni deprecabili, però Don Peppe si schierava contro tutti e due. Perché mi teneva a me latitante? Perché mi teneva a me latitante? Questo è quello che dice lei. Se vuole la mia opinione, come quelli che dico io, sì, però io voglio capire, Presidente. Avvocato, non parla a bambera, io ho le prove quando parlo. Però perché Don Peppe Diana ha tenuto a lei latitante? Presidente, è una circostanza che apprendiamo adesso, ha tenuto a lei latitante. Sì. Quando ha tenuto a lei latitante e dove? L'ultima. Io stavo a casa di mia cugina Maria, il marito della sorella, che la casa ancora doveva essere costruita, quella nuova, che appoggiavo là e avevo gli incontri con lui, come l'ho avuto nella cappella. Com'è che l'ho fatta la cappella? Perché noi chiamiamo a Tonino Bimbo?
Chiamiamo gli autisti miei i betonieri che portavano un cemento. Ma guardi, là. noi non abbiamo dubbi, li E chiameremo vedere se il se un Presidente ci pagato autorizza. qualche 5 lire per fare la se il chiesa. Tribunale Perché non deciderà. parliamo più vescovo quando è stato nominato mi dice- parroco, che era il posto, l'altro mio cugino Schiavone, che però se mi Raffaele ascolta, Schiavone. allora se però si ferma un attimo e ci dice se il Presidente, se il Tribunale autorizzerà Però, chiameremo. avvocato, chiedo scusa, Se ci può dire lei no. ha fatto una contestazione. No, sto dicendo, ma adesso ci test arriviamo, Presidente. che cercava, diciamo, di mostrare una sua inattendibilità. Allora il test pure ha, diciamo, tutto il diritto diritto di di rispondere per offrire degli elementi invece di riscontro a quello. Presidente, però gli elementi ci dovrebbero essere concreti. perché Se stiamo ne lo parlando- interrompiamo, stiamo non lo parlando- facciamo Stiamo finire, parlando sì. però di Don Peppe Diana e tutti conosciamo, e io so chi era Don Peppe Diana, quindi non stiamo parlando vabbè. di una breve popolo. Pure i fratelli Orso io feci votare americana. I tuoi fratelli Orso che stavano appoggiati con noi con Valtarino, mi fu stia a quattro sentire. già all'epoca. Mi stia a sentire, io le devo E gli fare... feci votare, potete avere pure il scatto elettorale. Dica lei se posso intervenire, io devo Prego. ascoltare. Prego, avvocato De Carlo. Allora, mi può dire per cortesia chi sono i suoi autisti? Questo nome di un politico che lei ha fatto non l'ho ascoltato perché non sono nomi a me noti, che possono confermare quello che lei ha detto. Ha parlato di un politico, Bouquier. Senti, ci stanno i certificati che stavano a carica agli autisti. Ci può Oppure dire chi chiamata sono? la ragioniera Ci può dire mia, i nomi di questi chiamata la autisti? mia ex ragioniera e vi dirà quante volte è venuto un americano lì sopra a chiedere i voti e aggiustava pure il fatto per i fratelli Orso che io li ho fatto votare per gli appoggi per Varro Bramunez. Ma questo Perché quando i due sarebbe? fratelli Orso, E quando sarebbe successo la questo madre fatto di era la fratelli sorella della moglie di mio zio Antonio, fratelli di mio padre, in più la moglie di Marione era cugino di primo grado dei fratelli Orsi, eppure un appoggiato da me e da mio cugino Valterino, fu fatta la ditta la monnezza di cui io gli feci votare pure a Nicolò Americano. Benissimo, posso ora... Prego, avvocato. avvocato. No, gli concede, Presidente, In più, se risponde. in più, chiamata la ragioniera mi si chiama Ferrazzano Antonietta. E chiedo scusa, E mi può- fate dire può quante dare- volte è venuto, sta pure qualche fotografia. Schiavone, Però mi può un rispondere, attimo, mi però? pare che sta indicando delle persone non con riferimento al Don Parlavo degli Pasquale orsi, della Diana. monnezza, vorrei capire. No, con riferimento a Cosentino. Quindi, se vuole ripetere la domanda. Presidente, la mia domanda era, già che io ho detto che mi sembrava strano che già che Don Peppe Diana risulta a tutti e a me personalmente che era un prete anticamorra e lo stesso Schiavone lo ha detto, mi sembra strano che abbia potuto ricevere ordini da camorristi. Lui dice non è vero, poi mi ha detto l'ho tenuto latitante, possono testimoniare, ha fatto dei nomi di persone, i suoi autisti, questo politico. Vorrei capire chi sono questi e perché, che cosa possono dire. Schiavone ha compreso la domanda? Sì, allora gli autisti miei, tutti i nomi che ora non stanno scritti sul registro, poiché venivano registrati al CEDIC e venivano registrati all'INPS di cui pagavo le tasse, li troverà e troverà tutti gli autisti. Secondo, chiamata Bimba Antonio, Tonino Bimba che faceva un muratore, che è andato a aggiustare là e per il cucciamento glielo mandavo io. Chiamata la ragioniera mia si chiama Ferrazzano Antonietta. E in che anno lei gli ha mandato il cemento a Don Peppe Diana allora? Me lo può dire? Come? In che anno lei ha mandato In il che anno? cemento a Don Peppe Diana? Il 91. Il 91. Che periodo Sì. il 91? Vabbè, ho cominciato a mandare inizi 91 e anche dopo che sono uscito che stavo fuori a detenzione domiciliare, che stavo sulla calcestruzza, che ne avevo percorso. Senta, e perché... Fino a novembre. Ma già c'erano state le elezioni in cui era stato appoggiato Nicola Cosentino da Don Sì, Peppe Diana? sì, l'ho mandato prima delle elezioni e anche dopo le elezioni. Ma mi può dire... E ci stanno le fatture attraverso il CEDIC. Si può Sebastiano, impresi di Sebastiano Corvino. Si può ricordare bene allora quali sono le elezioni in cui Don Peppe Diana ha appoggiato Nicola Cosentino? Non ricordo, del 90-91. 91. Presidente, La cosa è certa.
La cosa è certa che l'ha appoggiata con un patto, nel che la verbale- gente che si va a pigliare Signor con Schiavone, l'unicana. signor Schiavone, Sono stata passata attraverso mi può il consentire? cemento fatto alla chiesa. Sì, mi può consentire, signor Schiavone, per cortesia, se mi ascolta un attimo, nel verbale che lei ha reso il 29 ottobre del 1996, quindi in una data più recente rispetto a questa, lei dice vi era il sostegno alla base della fornitura gratuita a Don Giuseppe Diana, vi era il sostegno che il medesimo Diana aveva dato su mia richiesta a Cosentino Nicola per le elezioni provinciali del 1990. Sembrerebbe da questo verbale, anche perché nell'ultima parte lui dirà che nel 1990 viene eletto per la lista La Campana Schiavone Fabio, figlio di Francesco Schiavone. Sembrerebbe che il 90 Diana appoggia Cosentino mentre loro appoggiano Schiavone Fabio. Risponde al vero questa ricostruzione o no? È in inganno questa contestazione. Avvocato, allora, come Schiavone, sto opponendomi un attimo, Schiavone, aspetti un attimo, allora, ma la contestazione come può? Se può leggere integralmente, perché Alla sulla sua conclusione ho delle fonti. Alla base della fornitura gratuita a Don Giuseppe Diana vi era il sostegno che il medesimo Diana aveva dato su mia richiesta a Cosentino Nicola per le elezioni principali del 1990, punto. Questa è la contestazione. Prima aveva detto una cosa diversa. Allora sta sbagliato, perché sta sbagliato anche i 3 milioni e 700 mila, che erano 3 miliardi e 7, perché pensa che io all'epoca ho detto sicuro 90-91, per un semplice fatto che io all'epoca scrivevo centinaia e centinaia di verbali, di cui ci stanno 6.200 pagine che ho fatto i verbali e 1.200 pagine che stanno ancora coperte da omississe. Senta, perché ci stanno cose abbastanza gravi dentro. Vabbè, questo... che hanno scritto 90, io all'epoca ho detto 90-91, come ho detto 3 miliardi e 700 milioni, benissimo, perché fare un edificio scolastico con 3 milioni e 700 mila lire, penso che nemmeno Cristo all'altro mondo ci riuscirebbe a farlo. Schiavone adesso mi vuole ascoltare, vuole un attimo rispondere. Allora nel 91 voi appoggiate Nicola Cosentino e lo fate appoggiare anche da Diana, ma che bisogno c'era di farlo appoggiare anche da Don Peppe Diana se già lo appoggiavate voi? Ma voi non eravate potentissimi a Casal dei Principi. L'ho fatto appoggiare come non eravamo potentissimi, e allora perché dovevate anche rivolgervi a Don Peppe Diana? Perché Don Peppe Diana se no votava metà Democrazia Cristiana e metà votava Cosentino, invece noi l'abbiamo fatto votare a Cosentino, perché Don Peppe Diana votava secondo quelli che diceva Vescovado. Senta, ma lei sa quanti voti ha avuto Nicola Cosentino nel 1991? So che è stato eletto con voti superiori a quelli che avevo preso prima. Sicuro, lei lo sa. Perché poi certo, noi stavano anche altri candidati, non è che ci stava solo Cosentino. Chiedo scusa Schiavone, ci stava Figlio all'Eterno, ci stava un sindaco che lo tenevo io e quindi dovetti togliere dei voti a quelli, e come a Casale lo stesso. Schiavone, però prese più voti di quelli che avevo preso prima. Non riesco a... se faccio una domanda, però nel 1990 sa se l'onorevole Cosentino è stato eletto e quanti voti ha avuto? No, non ricordo, lo sapevo, ora chi si ricorda? Se lo ricorda adesso. No, Senta, lei poi ha detto che negli anni precedenti era stato Nicola Cosentino appoggiato da Bidognetti, giusto? Mi può dire con precisione quando questo è successo e quali sono le circostanze specifiche che suggeriscono questa sua conoscenza? Con chi ne ha parlato, quando, come lo ha saputo, chi glielo ha detto, quali elezioni, quanti voti ha avuto? Nel 78 fu appoggiato da Bidognetti. Ora chiedo scusa, voi nel 78, invece Schiavone, lei nel 78 chi ha appoggiato? Io stavo in carcere al 78. Vabbè, il suo gruppo... Stavo al carcere di Noto di Siracusa. Il suo gruppo... mi fu detto. Fu detto... Il suo gruppo. Io stavo in carcere, sono uscito nell'82 e quindi
Il gruppo Perché Schiavone. lui sbraitava per fare l'assessore, perché lo portava il Bidognette stava in carcere, mio cugino avrebbe voluto farlo rimanere consigliere comunale. E io dissi no, facciamo l'assessore, solo non gli diamo portafoglio. L'86 si candidò alla provincia e fu appoggiato da Bidognette e qualche parte dei nostri che fu Nell'86. votato. Chiedo scusa, Schiavone, mi faccia capire le date. Nell'86, giusto? 86, 87, non ricordo ora, so che fu candidato Prima in stava quegli anni. parlando, ha parlato chiaramente di consiglio comunale, quindi stava parlando in un'altra elezione prima. Però lui ha parlato, Sta parlando di due come cose Ministero, ha palesemente parlato diverse. 78 pubblico del Consiglio Comunale, poi ha detto nell'86 fu candidato alla provincia e fu appoggiato da Bidognetti, giusto? Ho capito bene? La famiglia Bidognetti, perché Bidognetti stava in Sì, carcere. la famiglia Bidognetti. E voi invece chi avete appoggiato nell'86? Voi il gruppo Schiavone? Noi abbiamo appoggiato anche sotto Cosentini, abbiamo diviso i voti, un po' la Democrazia Cristiana, un po' lui che era paesano, era casalese. Questo nelle elezioni della... Nel 90 facemmo la campana fu invalidata, ritornarono di nuovo le elezioni nel 91 e lui, dopo che fu invalidata la campana mesi prima, che poi c'era un discorso, dicemmo di lavori e cose, venne da me. Venne prima a casa 2 o 3 volte, poi andai a casa sua, mi fece un incontro là, poi veniva su Moraca a Cestruzzo e io gli presentai anche delle agende importanti di Villa Luterna che erano Adesso medici, come ci presentai pure a Casalo, facevo da pure a mia zia Nicola, a mio cugino Valterino addirittura, che stavano in carcere tutti quanti, Adesso ci arriviamo. e l'abbiamo fatto votare sia a Villa Luterna e sia a Casale. Schiavone nel Perché lui stava 1990. candidato al collegio Casale a Villa Luterna. Schiavone nel 1990, mi ascolta, se no non riesco a parlare, devo alzare la voce. Nel 90 Nel abbiamo 1900 appoggiato Fabio Schiavone. Sì, l'ho capito, sto dicendo un'altra cosa, lei mi ascolta, forse probabilmente riesco a dirla. Nel 1990 questa lista alla campana, che era una lista vostra, diciamo, fu appoggiata da tutti il clan dei casalesi, giusto? Tutti. C'era sempre un gruppo Bidognetti che appoggiava a Cosentino. Quindi c'era una rottura tra voi e il gruppo. Perché loro, Bidognetti. il gruppo Bidognetti diceva che Cosentino era una cosa loro. Cosentino è passato col gruppo Schiavone al 91. Mentre prima c'erano i favori reciproci. Però Cosentino faceva parte del gruppo Bidognetti. Posso sapere se... E Don che Beppe favore Diano ha al ricevuto? 90 non è che ha votato a Cosentino, ha votato a Fabio Schiavone. Senta, lei personalmente ha ricevuto qualche favore da Nicola Cosentino? Io? No, che fa? Un favore è stato solo quello, il fatto del lavoro, che fu stabilito, che fece il succiamento solo io con posti di CIU Consorzio, CEDIC. Insomma, il succiamento gli avrei fatto solo io la fornitura, ad eccezione di qualche sabato che noi tenevamo il turno di apertura o chiusura che ci andava qualcun altro. In che anno c'è stato questo appalto? Schiavone, in che anno c'è stato questo appalto di cui lei ha parlato? L'appalto è stato nei fine anni 80, qualche anno prima, tempo prima. Tempo prima. Fine anni 80, un lavoro è iniziato nel 91. È iniziato il 91. I scavi cominciarono nel 90, i lavori iniziarono nel 91. Perché dovette espropriare un terreno che era di Maria Corvino e Gaetano Corvino. Senta, lei quando si è incontrato con Sebastiano Corvino e Nicola Cosentino? In quale anno? Sebastiano Corvino mi sono incontrato sempre, perché dall'89 c'è cominciato appoggiamento anche in altri posti. Sì, però lei sia a Nere sia attraverso Cedi. Con riferimento a questo appalto. Per Nicola Cosentino mi sono incontrato prima in Coppa Comune, quando faceva ancora un assessore comunale, cose che andavamo sopra al comune, ci siamo incontrati così, a livello, poi i rapporti l'abbiamo avuto quando l'ho dovuto appoggiare. Insieme, lei si è mai... appoggiarlo per farlo votare alla provincia. Si è mai incontrato lei insieme a Corvino e a Cosentino in relazione a questo appalto di cui ha parlato? Se sì, quando, in che anno e dove?
L'ho detto che mi sono incontrato, io non l'ho mai verbalizzato se mi incontrato per gli appalti. A noi notizie passavano sotterranee. Noi ci siamo incontrati dopo che ha preso gli appalti, che abbiamo fatto la discussione, che è venuta Nicola Sabastini Musteccia e Nicola Cosentino da me sulla Calcestruzzo per discutere del cemento che doveva andare sia a chiesa sia di sopra che pagava tutto. Quindi prima dell'appalto non vi siete visti? Prima dell'appalto non vi siete visti? Come vi siete messi d'accordo prima dell'appalto? Ma l'appalto fu espletato attraverso, diciamo, il clan che chiesi in nulla osi un permesso di poter rispondere e prendere la gara al consorzio, che attraverso Cosentino di prendere al consorzio alla provincia, e quindi ci fu dato parere favorevole a Sebastiano Corvino. Ma lei prima ha avuto modo di parlare con l'uno e con l'altro, prima dell'appalto? Prima dell'appalto io parlavo con Sabastini Musteccio perché eravamo amici da tanti anni. Con Nicola Cosentini ci salutavamo appena, io era più anziano di lui, aveva 20 anni più di lui, 18-19 anni più di lui. Non è che a Cosentino lo vedevamo uno che ce ne siamo accorti che era una rivista politica negli anni 90 e quindi abbiamo cercato, quando io che lui aveva un futuro politico con il nostro appoggio, perché poteva stare tranquillamente a rispettare gli impegni a parare un clan di Casalesi. Senta, lei personalmente ha detto prima, rispondendo al pubblico ministero, che a un certo punto, a fine anni 91, credo, 92, lei a un certo punto la volevano uccidere, la fecero arrestare perché lei si era opposto al fatto dei rifiuti tossici. È vero, giusto? Si ricorda questa circostanza? Sì. E poi ha deciso di collaborare con la giustizia. Mi può dire quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Come è successo che lei ha iniziato a verificare? Ed in particolare che cos'è questo fatto? L'unica circostanza che mi interessa sapere, lei l'ha già riferito nel corso dell'interrogatorio, dell'esame in corte d'assise e il verbale è stato acquisito. Che cosa le crea problemi? Cioè, viene trovato un fusto, mi pare, in un terreno particolare di una persona a lei legata, ci può dire? Allora, da me venne a scuola Piro avvocato Pino Borsi, come da me venne un'altra volta avvocato Chianese e avvocato Trofino. Insomma, questo già l'ha detto. Io volevo solo sapere com'è che lei si arrabbia con gli altri del suo clan per i rifiuti tossici. Che cosa trova lei in un terreno di una persona a lei legata e chi è questa persona? Allora, io ero l'addetto allo scavo dei terreni per fare i rilevati della superstrada. A un certo punto noi stabilimmo che li potevamo riempire tranquillamente con rifiuti di città tipo Santa Maria, il sindaco Nicola Di Muro ed altri. Mincione che faceva un sindaco, cosa notava, che era il nostro presidente del consorzio CEDI, e Casale, Villadelli, con i rifiuti normali, e poi sopra questi terreni, dopo che avevamo scavato la terra paesana per fare i rilevati, ci mettevamo la terra di Raggilagni perché avevamo anche quei subappalti, tutto terreno, perché i Raggilagni erano formati da 2 piccoli rivoli d'acqua con una strada in mezzo, tutti i terreni, che doveva essere smancata perché originariamente doveva essere navigabile, e quindi venivano riempiti. Invece a un certo punto venne da me Pasquale Piro, l'avvocato Pino Borsa, e poi venne avvocato Trofino e avvocato Chianese. Avevo 38. Mi perdoni, perché quell'altro Chiavone, chiedo scusa perché tutte queste cose lei le ha dette, abbiamo acquisito il verbale, interessano poi poco questo processo. Allora, io volevo solo sapere, allora le faccio una domanda più precisa. Chiedo scusa, le faccio una domanda più precisa. Chi è Pezzella Nicola? Pezzella Nicola era il marito di mia figlia. È il marito? Era il marito di mia figlia. Era il marito? Era. E negli anni, nel 1990-91, lei era in buoni rapporti con questo Pezzella Nicola? Di me, al 90-91.
iniziano sotto il gruppo mio. Non ho capito. Non ho seguito. E il fusto è uscito al terreno suo perché io... Sì, no, io voglio sapere i suoi rapporti, io... i rapporti suoi col marito di sua figlia nel 90 e nel 91 erano buoni? Sì. Erano buoni. Senta. Aveva fatto pace con me. E le risulta quali erano i rapporti del signor Pezzella Nicola con la famiglia Cosentino? Sa se c'era stato qualche problema o se c'era stato qualche problema tra lei e la famiglia Cosentino nel 1990? Problema, con me e la famiglia Cosentino. Glielo sto chiedendo, se c'è stato, se non c'è stato, chiedo scusa se mi sono permesso di chiederglielo. O tra suo cognato, o tra suo genero e la famiglia Cosentino, e la società della famiglia Cosentino. Io non ho tenuto mai nessun problema con la famiglia Cosentino. E il suo genero? No, fino al 91 non penso che tenevo qualche problema, poi non so dopo. Perché no, fino al 91. La domanda è fino al 91, non dopo. Dopo lei ha iniziato a collaborare. Fino al 91, no? Schiavone, il suo genero Pezzella aveva qualche problema con la famiglia Cosentino? Questa è la domanda. Quelle che io so, no, nessun problema. Fino al 91 almeno, poi non so fino più se dopo la mia domanda sono sparato, insomma, già, non lo so questo. E fino al 91. Senta, lei negli ultimi anni ha fatto colloqui investigativi su queste vicende, ha mai avuto modo di parlarne con qualcuno sulla vicenda, sui suoi rapporti con Nicola Cosentino e sulle notizie a sua conoscenza? Oh, anzi, io volevo parlare con lui. Con Nicola Per Cosentino? dirle dimettiti, perché quando io sono stato nel carcere avevo definitivi Spartacus, prima che uscivo, e sentiva parecchie chiacchiere, che lui aveva perseverato ancora a stare nel clan. Quindi lei lo voleva consigliare a dimettersi? Io l'avrei detto, se veniva a parlare con me, se tu dimettiti, perché l'avrei avvertito. Schiavone, io però le ho fatto una domanda diversa. Perché io pensavo che dopo quell'episodio che io poi ho fatto il pentito, non si sarebbe più mescolato, invece poi ho sentito chiacchiere in tante maniere. Io le ho fatto una domanda diversa. Lei, Schiavone Nicola, ha fatto colloqui informativi con qualcuno su queste Schiavone circostanze Carmine. specifiche? Schiavone Carmine, come l'ho chiamato? Schiavone Nicola, mi perdoni, ho sbagliato nome, ma ho fatto una confusione e una commistione. Presidente, la domanda è così impostata, non è comprensibile agevolmente. Se l'avvocato la restringe dal punto di vista temporale per far capire al testo che si riferisce. Negli ultimi anni se ha avuto, perché già che queste cose che lui ha detto oggi, Presidente, non sono tranne alcune circostanze. No, ma non è questa di spiegazione, basta che lo fa per rendere comprensibile. Negli ultimi anni, 3, 4, 5, 6, 7, insomma. Senta, in merito ai suoi rapporti con Cosentino, lei ha avuto colloqui investigativi negli ultimi anni? Penso di no, non ricordo, ma penso di no, sicuro. Perché io pensavo che si era estraniato dal mondo... No, ma non colloqui con... La domanda colloqui investigativi è effettivamente... ha compreso, ha parlato, ha reso dichiarazioni a investigatori, a polizia giudiziaria, al pubblico ministero, a qualche pubblico ministero? No. In qualche causa, forse ragionando, ne è uscito qualche discorso, ma non a verbale, perché io non faccio più verbale, anzi non l'ho voluto più fare dalla fine degli anni 90-2000, ma su altri fatti, su specificità di certe cose, che qualcosa sta coperta a segreto di Stato e qualcosa che sta omissiato. Vabbè, avvocato ha risposto, Posso ancora... Ha risposto. Ah sì, no, lo so, dico, posso... Prego. Specifico ancora, Presidente, lei dall'inizio della sua collaborazione, nel 92 mi pare, giusto?
Nel 92, però ho scritto nel 93, ho firmato. Sì, mi pare maggio 93. Al 96, quante volte è stato sentito su Nicola Cosentino? Io ho fatto 6.200 pagine di verbale, tutti nella stessa maniera, perché parecchi processi sono iniziati alla mia deposizione, come senz'altro ci stanno ancora centinaia, decine di processi, io le ho chiesto perché manca tutta la roba tecnica degli omicidi della guerra cutuliana fino all'86, perché non c'è nessun pentito, e lo dico solo io, dagli anni 70 all'anno 86, perché tutti gli altri sono entrati a far parte del clan dopo gli anni 86. Ma l'avvocato voleva sapere se lei, nonostante abbia reso 6.200 pagine di dichiarazioni, si ricorda quante volte ha deposto sui rapporti con Cosentino, suoi o dell'organizzazione. Lo può precisare, perché lei ha risposto: io ho reso 1.200 pagine di verbale. Vuole dire che non se lo può ricordare oppure se lo ricorda? Io ho fatto 6.200 pagine verbali, di cui 1.200 pagine stanno omissiate dal 93 al 95, 96, ma al 96 l'ho fatta davanti al DNA addirittura. Oppure ho fatto delle deposizioni alla commissione ecomafia a Scuola Superiore di Polizia di Roma. Ma i Cosentino, sì o no, ho fatto 2 o 3 verbali, un riassunto, perché all'epoca noi su questi fatti facevamo il riassunto, perché la magistratura cercava le connessioni, gli omicidi, le stragi, traffici di armi per i servizi segreti, tutta questa roba qui. Senta ancora, Presidente, un'altra Su Cosentino stanno sì o no 2 o 3 verbali che ricordo bene, il resto non ne ho mai parlato più, perché non ho più parlato con i magistrati, che uscì la nuova legge di cui dopo 6 mesi non si poteva più parlare. Vedete come era stato pilotato E quindi l'appalto? non ricordo se 2, 1 o 3 verbali. No, è perché è impossibile parlare con Schiavone. Cioè uno gli chiede e fa uno Ma guardi che non è che lo fa con No, lei, l'ha fatto col lei ha pubblico un'autorità. ministero. No, per l'amor del cielo, dico in generale, lei ha un'autorità maggiore della mia. No, forse ho la voce più forte, ma al di là di allora, questo se usa, per esempio, la non voce, credo. come era stato pilotato, se lo sa, la gara per l'edificio scolastico? Con quali modalità era stata pilotata? Con imprese consenzienti, di cui ognuno faceva una busta per far vincere, tutto combinato prima a Sebastiano Corvino. Ma questo chi glielo ha detto? Come lo fa a sapere? Come che l'ho detto? Il metodo lo facevamo noi, a tutti i cantieri, tutti i lavori abbiamo fatto in quella maniera. Lei troverà sempre. Lei, Schiavone lo ha fatto lei. Schiavone lo ha fatto lei. Lo ha fatto lei, mi può dire quali sono le imprese? E allora, mi può dire con precisione quali sono le imprese che hanno partecipato, quali ribassi hanno fatto e come mai si è aggiudicata Corvino l'appalto? Avvocato, ma quale appalto? Sempre Edificio scolastico, puntualizzato, edificio, l'unico, perché pare che sia l'unico edificio scolastico di Casal dei Principi. Io mica andavo a fare i boost ai contendenti a noi ci dovevano dare solo gli utili. E chi le faceva? Mica avevamo facendo i boost, mica facevamo gli scrivani per le imprese. Le imprese stavano tutte assoggettate, su tutti i 113 comuni, erano tutti quanti corrotti e venduti. Iniziando dai comuni e dalle imprese, venivano tutti i lavori controllati perché portavano l'elenco uno per uno. Senta, prima del 1991, data nella quale lei chiede appoggio a Don Peppe Diana per Nicola Cosentino, precedentemente voi avevate chiesto appoggio a Don Peppe Diana per altre elezioni? Diana votava Democrazia Cristiana. Sì, però una cosa che votava Democrazia Cristiana e anche voi votavate Democrazia Cristiana, una cosa che obbediva ai vostri ordini, sono 2 cose diverse, no? E votava famiglia Schiavone perché lui teneva un fratello e una sorella che erano 2 Schiavoni
connessi. Ancora una volta c'è differenza, una cosa è votare al fratello, una cosa è votare gli ordini che lei dava in qualità di camorrista, perché lei questo mi pare che ha fatto intendere, o sbaglio, ho capito? Noi non era che eravamo camorristi, noi eravamo Cosa Nostra, mafiosi, quindi avevamo un codice d'onore almeno all'epoca, di cui non si poteva intransigere. Ma lei... E gliel'ho spiegato prima, noi il nostro popolo ci doveva amare per amore, non per terrore, che era diverso. Diana, Schiavone, mi perdoni, ma lei ha conosciuto Don Peppe Diana? Come non l'ho conosciuto? E sa qual era lo spessore morale di Don Peppe Diana, se lo ha conosciuto? Ma io lo conosco da piccolo, Don Peppe Diana. Le ho chiesto, sa qual era, mi consenta, sa qual era... Anche le sue critiche pungenti che teneva. Sa qual era lo spessore morale, le ho chiesto, di Don Peppe Diana? Lo sa qual era lo spessore morale? Perché io lo so, voglio sapere se lei lo sa. Avvocato, hanno cercato di imbancarlo a qualche altro pentito. E lei sta facendo la stessa cosa, guarda. Per favore, il pubblico deve stare composto. Mi spiego? No, io non sto dicendo la stessa cosa, perché un Peppe Diana era una persona onesta e votava secondo coscienza e sapeva anche distinguere noi che eravamo veri uomini d'onore, no come lei dispregiativamente ci chiama camorristi. No, allora Schiavone mi ascolti, tranne quest'ultima particolarità, sulla prima sono pienamente d'accordo con lei. Noi fino a un certo punto, fino agli anni 90 eravamo voi non siete uomini d'onore. Se può far No, però per favore, avvocato, mi pare che non siamo nelle domande, siamo nelle valutazioni. Nelle domande, io ho detto se lui conosceva, no Presidente, perché però lei mi consentirà. Sì, ma se non facciamo parlare non si potrà mai spiegare. Lei fa una domanda, tra l'altro tra l'altro anche ardita, ma nessuno si è opposto sulla questione dell'onore. Quindi lasciamolo rispondere, visto la domanda ardita, la risposta sarà coerente rispetto alla domanda. Aspettiamo la risposta complessa. Se lo blocchiamo non riusciamo a capire nulla. Ed è scientemente ardita, anzi non è ardita. Ma lasciamo rispondere, sarà un'altra risposta coerente alla domanda ardita. Quindi facciamo però rispondere. Stavo dicendo che non è una persona onesta, votava secondo coscienza, votava loro, perché io chiedo scusa se l'ho chiamata camorrista. Ha detto che era una persona per bene, non è che è una scelta, facciamo spiegare. Ha detto che è una persona per bene. Così li chiamano tutti. Se facciamo spiegare, finire la frase, almeno capiamo dove arrivava, perché ha detto che era una persona per bene. Però andiamo avanti, se prosegue, se no devo rifare io in esame. No, perché siamo già Qual è la domanda, avvocato? La domanda era se conosceva lo spessore morale e lui stava dicendo una persona onesta, perché Presidente qui stiamo parlando, però mi consentirà. Sì, ma guardi, lo spessore morale non è un qualche cosa che si può vedere. No, se lo conosceva, ma infatti non ho visto se lo aveva visto, Presidente, se lo aveva conosciuto. Lui ha detto una persona onesta, votava secondo coscienza, però poi appoggia in latitanza e segue gli ordini non della camorra, della mafia. E queste sono circostanze di fatto non può riferire sul valore morale. Lei fa confusione, ci rintorna la patata, ma la patata non è come dice lei. No, che sia se la patata è l'onestà di Don Peppe Diana, le garantisco come dico io. No, mi scusi, per favore, allora facciamo così, dato che sono le 17 e non possiamo andare oltre, noi rinviamo all'udienza che è già stata indicata e poi proseguiremo. Avete terminato? Se non ci sono altre domande. No, era l'ultima. Io avrei una domanda in sede di esame, a parte sapere cosa intendeva dire, perché sennò non si capisce. Sì, e allora, avanti. Allora, chiediamo di nuovo, la difesa non hanno altre domande? No. Allora, il pubblico ministero deve completare. Signor Schiavone, se può finire la frase, perché sennò veramente non capiamo qual è la sua risposta sulla domanda che ha fatto il difensore. La domanda riguarda la figura di Don Giuseppe Diana. Ha compreso che cosa vuole sapere Era abbastanza critico, quindi con me aveva dei discorsi più profondi, si aveva parlato con De Falco, con mio cugino, con l'altro, perché in effetti il parente stretto era me, perché i miei nipoti che hanno sposato sono nipoti a me, con la famiglia di mio padre che è Schiavone, mentre Santo Can fa parte della famiglia di mia madre che era un'altra Schiavone.
quando noi discutevamo e lui mi rinfacciava a dire ma ti rendi conto, io dicevo noi siamo stati coinvolti in una guerra contro i cutuliani perché lo sai bene che venivano qui, però io qui non faccio succedere né furto né rapina né niente, addirittura persino i zingari che si erano permessi di rubare a Casale sono andato io personalmente armato con De Falca, mio cugino, 10-20 persone e li ho fatti smontare all'accampamento in 10 minuti e li ho fatti andare via da Casale perché c'era un obbligo di non rubare. Dicete, noi stiamo per tornare alla normalità, questo l'ho detto il 91, ognuno dovrà rientrare, finire la storia dei reati e immetterci nel circuito dei colletti bianchi con i nostri figli e i nostri nipoti, quelli che stavamo facendo, perché tutti i figli nostri andavano a scuola, chi faceva un liceo, parecchi andavano all'università, parecchi erano già laureati, giovani laureati, quindi c'era uno strenuo bisogno noi di rientrare nella normalità. Poi è capitato che io ho fatto un pentito, che io sapevo era al corrente di tutti i segreti di quello che era successo in tutti quegli anni e ho verbalizzato tutto perché ho creduto e come dice qualche magistrato, dice abbiamo ancora bisogno di credere, anche se siamo in poco a credere in una vera giustizia. Chiaro e tondo. Senta, un'altra domanda. Quello è il fatto reale, come Don Peppe qualcuno lo voleva impangare, che avvocato se ne viene a dire che ha parlato con un mafioso, con un camorrista, ha parlato anche con gli avvocati, parlava, e ci stanno avvocati che sono peggio dei mafiosi e dei camorristi, perché prendevano i soldi... Favore, Schiavone, si attenga alle domande. Presidente, spero tanto che non così su questa falsariga, però voglio dire che anzi chiediamogli pure noi. No, ma c'è da parlare in generale. Noi non è che vediamo il grano, il problema è che... Per l'avvocato Martucci. Sì, ha parlato in generale, può proseguire e finire? Schiavone mi sente? Non sente. Schiavone mi sente? Schiavone? Sito remoto ci sente? Sì, vi sento. Ah, ecco, allora, stava finendo la frase, può finirla. Provai rapidamente Ho però. detto che c'erano anche tanti avvocati che erano mafiosi e camorristi. Un esempio pratico era Alfonso Martucci. Certo, ho capito. L'abbiamo capito. E aveva anche qualche difetto in più di essere camorrista. È noto, senta, e tanti altri, perché prendevano anche i soldi poi della camorra e andavano a difendere con i soldi di che? Soldi mafiosi. Non ho capito però, mi scusi, non ho capito che c'entra, però se lo fa in generale, chi è che parlava con queste persone? Non ho capito bene. Il corso generale che io sto facendo. In generale. Senta, perché se parlano della moralità che se la faceva un mafioso o un camorrista, la faceva pure per avvocato e col medico che erano mafiosi e camorristi, anche se avevano i colletti bianchi nascosti. Ho capito quello che però avevano chiaro. tanto sporco sotto al tappeto. È chiaro. Senta, un'ultima domanda, mi scusi, lei ne ha parlato in sede di controesame, non ho capito bene. Lei ha conosciuto i fratelli Orsi, Sergio e Michele Orsi? Sì. Li ho favoriti per farli entrare poi per fare monnezza. All'epoca tenevano un piccolo camioncino, tutte e due, Sergio e l'altro. Abbiamo fatto degli incontri a casa e ho fatto votare pure a Cosentino da Sergio Orsi e cose. All'epoca che tenevano, a che epoca si riferisce? Come? All'epoca tenevano un camioncino, a che epoca si riferisce? Vabbè, tenevano dei camion, io parlo del 90-91. 90-91. Tenevano una piccola ditta per raccogliere derettazione, facevano queste cose qui, sia lui e sia Stefano Ferrara. Infatti a Stefano Ferrara io lo feci lavorare a Villa L'Eterno. Scusi, Stefano Ferrara o Nicola Ferraro? Fucone, scusi Schiavone, un attimo la interrompo. Stefano Ferrara o Nicola Ferrara, no. Detto Fucone. Dottor Fucone, ricorda il nome di Fucone Ferraro? È una contestazione poco... Sto per capire.
Stefano Ferrara, pronome Fugone. Vabbè, ok. Senta, volevo capire, aveva se ho capito bene quando stava parlando, aveva dei familiari legati al clan, gli orsi? Gli orsi, allora, la madre era sorella di mia zia Luigina, la moglie di mio zio Antonio, fratello di mio padre. In più la madre era sorella, era moglie di Mario Iovine, era sorella della madre della moglie di Mario Iovine. E non ho capito. Quindi anche Mario Iovine le aveva dato delle adeguate protezioni per poterlo fare lavorare, perché uno di quelli era Zopparelli, insomma, avevano cercato di fare impresario, i costruttori, poi si diedero a fare, robe monnezze nei comuni, trattazioni, queste cose qui. Senta, mi scusi, non ho capito. Sono appoggiati in piena da noi. Ha fatto incontrare gli orsi con Nicola Cosentino, non ho capito bene. No, l'ho fatto votare a Nicola Cosentino. Ha fatto votare. Quando è che li avvicinò finché votassero Nicola Cosentino? Al 91. Sempre quel periodo lì. Ho capito. E potete vedere pure il scheda elettorale. Con Nicola Cosentino abbiamo messo anche i scrutatori nostri, che i scheda nulli facevamo appoggiare Nicola Cosentino.